Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a questa settima edizione dell'Ecoforum Veneto, quest'anno dedicato all'innovazione e alle strategie regionali per la gestione dei rifiuti urbani. Io sono Giulia Stogna, giornalista della Nuova Ecologia e vi accompagnerò in questa mattinata ricca di interventi. Ricordo che i lavori possono essere seguiti sulla pagina Facebook di Lega Ambiente Veneto e insomma continueremo anche nel pomeriggio. Per dare il via ai lavori sono qui con me Fabio Chies, il sindaco di Conegliano, buongiorno, Giacomo De Luca, presidente di Savno SRL e Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto. Allora lascerei subito la parola al sindaco per un saluto introduttivo a questa giornata. Prego. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti a Conegliano. Ringrazio Lega Ambiente per aver scelto di fare questa settima edizione di Ecoforum Veneto proprio a Conegliano, in questa prestigiosa sede che è l'ex convento di San Francesco. Penso che i temi che vengono trattati in questi 2 giorni siano di assoluta attualità. No? Si parla di innovazione e strategie regionali per la gestione dei rifiuti. Penso che sia un argomento assolutamente all'ordine del giorno, nel senso che tutti i giorni ci confrontiamo con il nostro pianeta, tutti i giorni pensiamo cosa possiamo fare, ma sicuramente sono stati fatti passi da giganti, soprattutto sui nostri territori, però non dobbiamo fermarci perché il difficile viene oggi, perché migliorare le percentuali che abbiamo oggi sul territorio, anche un solo punto percentuale, diventa un impegno gravoso per tutti. Ci stiamo provando grazie alle nostre società che lavorano in maniera eccellente. Però l'importante è anche sensibilizzare tutti i cittadini, è quello che stiamo facendo grazie anche a voi, nelle scuole, con le famiglie e soprattutto partendo dai piccoli a livello amministrativo locale stiamo cercando nelle scuole di far capire e far crescere una nuova generazione che abbia una sensibilità superiore a quella che abbiamo avuto noi. Ci stiamo riuscendo, vedo che i ragazzi capiscono l'importanza di tenere pulito il proprio territorio, ma insieme a questo dobbiamo anche pensare alle strategie future, strategie nei quali la tecnologia avrà un ruolo sempre più importante, l'innovazione, la capacità di guardare oltre quello che è il quotidiano per andare ad un futuro nel quale si possa ottimizzare sia i costi ma al tempo stesso anche le spese, perché cominciano a diventare soprattutto nella contingenza attuale uno dei capitoli più importanti a cui tenere presente. Ma mi sembra che stiamo facendo un ottimo lavoro in tutto questo, vi auguro che siano 2 giorni costruttivi, domani ci rivedremo insieme a molti amministratori locali, insieme a molti sindaci e premieremo, come si dice, i comuni ricicloni. È diventato ormai un termine che viene usato comunemente, ma è un termine che abbiamo molto piacere che venga usato perché dà l'idea di come certi territori siano veramente territori di eccellenza. Dobbiamo andarne fieri, ma dobbiamo, come ho detto prima, cercare di migliorare sempre perché è proprio quando si alza l'asticella che viene il momento più difficile. Per cui grazie veramente, buon lavoro a tutti. Grazie per il suo contributo. Presidente, siamo qua anche in un territorio particolarmente virtuoso. Certo, buongiorno a tutti intanto. Siamo un territorio che oggi sarà messo alla prova perché certamente Lega Ambiente guarderà quello che facciamo, quello che stiamo facendo e toccherà con mano come viene trattato il territorio dal gestore di questo ambiente. Io penso che ci sia stato lo zampino di qualcuno, e mi riferisco a qualcuno qua vicino a noi, che ha detto facciamolo di venerdì a Conegliano, dove mi riferisco a te, Conto, ho visto che ridi, sì, però tu sei sicuramente intervenuto per fare in modo che venga fatto il venerdì, che è la giornata peggiore per la Savno qui a Conegliano. E quindi ho detto, beh, guarda, vai lì, fanno sicuramente brutta figura, perché è la giornata del mercato e quindi ci sarà un po' di caos, ma vedrete, stamattina avete visto pulito, pomeriggio vedrete nuovamente pulito, grazie, perché purtroppo, per fortuna, siamo nei territori, siamo nel Veneto, in cui, l'ha detto anche il sindaco, la differenziata ha toccato limiti che sempre migliorare, attenzione di non superare il 100%, poi dopo torniamo indietro, quindi va bene, quindi no, è con soddisfazione vedervi qui, siete soddisfazione per noi, ma penso anche per Lega Ambiente, perché si trova nel territorio dove certamente l'attenzione al territorio è più precisa che da tutte le altre parti. Lega Ambiente, il Veneto è primo nella gestione, ma Lega Ambiente Veneto è prima nei confronti dei suoi colleghi regionali a livello nazionale. Io penso che sia una soddisfazione per tutte e due. Quindi vi auguro buon lavoro. Certamente ci sarà molto da fare perché l'ambiente va salvaguardato, bisogna sempre fare qualcosa di più, ma qui toccate terreno fertile. Grazie. Grazie, può appoggiarlo di là? Così, grazie. Luigi Lazzaro, prego. Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie Giulia per essere qui con noi anche quest'anno e grazie chiaramente
al Comune di Conegliano, a Regione Veneto che ci dà il patrocinio, il contributo, diciamo, il supporto alla realizzazione di questo ecoforum, così come l'ARPAV, l'agenzia regionale, che poi domani in particolare, attraverso la presentazione dei dati, renderà chiaro diciamo, e numerico quanto il territorio del Veneto sia un territorio, non è un mistero, che dal punto di vista della capacità di riciclare e di avviare i rifiuti, diciamo, il più possibile agli impianti di riciclo, sia un'eccellenza a livello nazionale, sia leader a livello nazionale in questo, e sia su alcune filiere un esempio virtuoso di notevole importanza. Penso alla filiera di cui parleremo anche oggi, che è quella del rifiuto organico, che è circa, diciamo, il 30% del peso dei rifiuti in Veneto totali che produciamo, che qui separiamo in maniera eccellente. Non è un caso, diciamo, che ci collochiamo con Ecoforum in questo territorio per riconoscere a un territorio, tutta la provincia di Treviso, capace di separare in modo eccellente i rifiuti, e questi rifiuti vanno anche a degli impianti che riescono, attraverso, diciamo, la digestione anaerobica e i vari processi, a recuperare da questi rifiuti del compost, e quindi per ridonare ai terreni del compost di qualità e certificato dalle aziende che lo recuperano, per produrre biometano, per produrre biogas, energia, recuperare calore, biometano, e in futuri processi estrarre la CO2, e quindi anche da quel punto di vista avviare un'altra filiera di economia circolare, e anche nei futuri processi di upgrading si è già allo studio, e questo, insomma, lo scopriremo in questo Ecoforum, anche di percorsi verso l'idrogeno, insomma, quindi l'estrazione anche e riuscire a produrre idrogeno sempre attraverso la digestione anaerobica come processi di upgrading. Questo significa che c'è una grande capacità di innovazione, però quello che la Legambiente vuole fare, diciamo, con questi momenti di incontro, e ringraziamo tutti i partecipanti, i relatori e chi ci ascolta, è provare in un forum a dialogare e a alzare l'asticella. Forse è semplice e banale dirlo, ma in realtà a fare in modo che queste virtuosità non siano sempre solo, diciamo, delle eccellenze che appaiono e che portano il Veneto sempre più avanti e spingono al limite, diciamo, ai limiti consentiti da quello che poi, come dire, i limiti non tecnologici consentono alle aziende della raccolta, ai consigli di bacino, agli enti gestori e agli amministratori, ma aiutino anche, quindi si riesca a mettere in moto un sistema virtuoso che anche un altro pezzo di territorio, lo scopriremo questo, insomma, anche questo magari nel dettaglio domani, ma insomma anche qui non è un mistero, un altro pezzo del nostro territorio del Veneto, diciamo circa la metà, tra chi sta fermo e chi invece proprio non ha intenzione di muoversi, restano un elemento, diciamo, da coinvolgere, quindi dove la spinta civica noi crediamo sia indispensabile per coinvolgere tutti i territori nel raggiungere quelli che sono gli obiettivi che oggi proviamo a declinare, ma ne l'abbiamo già fatto con i nostri Ecoforum. Abbiamo puntato all'aggiornamento di un piano rifiuti che in questi anni si è elaborato, che oggi è realtà con obiettivi davvero ambiziosi. Li scopriremo anche questi oggi, dalla tariffazione puntuale alla tariffa unica di smaltimento del rifiuto, al comitato regionale di consigli di bacino, quindi un lavoro di rete regionale. Sono veramente obiettivi ambiziosi che devono essere resi concreti, e quindi l'idea della spinta civica è quella di dire mettiamoci tutti al lavoro per ragionare su come raggiungere questi obiettivi, se davvero vogliamo poi, come dire, archiviare quella che è la stagione degli impianti diciamo di smaltimento, quindi delle discariche in primo luogo, e poi, diciamo, così dare meno da mangiare agli impianti di incenerimento e avviare quello che è, diciamo, un riciclo sempre più vicino a quelli che sono gli obiettivi, diciamo, in qualche modo gli orizzonti che l'avvento dell'economia circolare ci ha un po' portato in questi anni. Ci sono delle novità, e anche queste magari inizieremo a scoprirle, come il nuovo regolamento sugli imballaggi che in Europa si sta discutendo, che porterà, diciamo, dei ragionamenti anche nelle varie filiere e nelle catene dell'impiantistica di questo territorio, e penso però che sono tutti argomenti che devono aiutarci a sfidare quelli che sono gli obiettivi futuri. Il riuso, che è al centro di questo, è uno degli elementi che è al centro sia del nuovo regolamento, ma sia degli obiettivi che l'associazione che Legambiente da anni prova a spingere nel nostro territorio, è uno degli elementi su cui vogliamo e dobbiamo ragionare. Penso alle piattaforme del riutilizzo di cui abbiamo parlato, di avvio al riutilizzo di cui abbiamo parlato, molto strutturate,
private, ma penso anche ai centri di riuso che si vogliono iniziare a mettere in campo. Serve, ecco, che in qualche modo la politica che abbiamo invitato oggi a discuterne, ma che continueremo a sollecitare, riesca a darci una mano a battere, ripeto, queste barriere che non sono quelle della tecnologia, che abbiamo capito essere molto all'avanguardia, ma sono quelle, diciamo, dei gangli, dei meccanismi che dobbiamo aggiustare per trovare un equilibrio tra la produzione di rifiuti, che, e qui chiudo, comunque non riusciamo più di tanto a diminuire. Questo è un dato di fatto, è un segnale che da un lato siamo bravi e capaci a resistere a quelli che sono i cambiamenti. Abbiamo attraversato 2 anni di cambiamenti, diciamo, importanti, dalla pandemia alle guerre, insomma, alla crisi energetica, sono situazioni complicate, eppure la risposta dei consorzi, degli enti gestori è una risposta che è stata in grado di rispondere, diciamo, a mantenere un livello di qualità. Significa che noi cittadini siamo cittadini capaci e rispondiamo anche nell'emergenza a esigenze complicate. Ecco, questa emergenza deve essere un po' più concreta per anche quella parte dei territori che magari non, come dire, domani non verranno a ritirare un attestato di riconoscimento, ma che, tra cui, ricordo, ce ne sono tanti che comunque raggiungono obiettivi importanti, che sono quelli che già la Regione chiede e alcuni comuni già li raggiungono. Non sono per noi nell'Olimpo dei rifiuti, perché uno dei temi che poniamo al centro è quello della riduzione chiaramente degli scarti il più possibile. La qualità della raccolta è l'altro elemento determinante su cui dobbiamo ragionare. Ecco, dobbiamo un po' pensare che non possiamo più pensare solo a rifiuti, alla percentuale della raccolta differenziata e rifiuto indifferenziato, ma dobbiamo arrivare a ragionare sul rifiuto indifferenziabile, cioè quello che proprio non riusciamo a avviare a nessuna filiera del riciclo. Questi sono gli obiettivi della giornata di oggi, ma sono gli obiettivi in generale dell'associazione sul fronte, diciamo, della gestione dei rifiuti e il tema dell'economia circolare. Ci auguriamo che possa essere una discussione intanto di conoscenza importante, perché penso conosceremo molti aspetti importanti che prevede, che sono, diciamo, obiettivi concreti. Magari inizieremo a discutere dell'agenda e quindi di quali sono i termini entro cui entreranno in vigore nuovi meccanismi che potranno aiutarci, e proveremo, insomma, anche a ragionare tutti insieme su quali ulteriori limiti porsi, perché siamo convinti che non bisogna mai accontentarsi, non è appunto solo la percentuale arrivare al 100%, ma anche riuscire a ridurre la quantità di rifiuti, che è uno degli impegni più importanti che tutti insieme dobbiamo assumere. Grazie Presidente. Ha parlato di sfide, no? Di nuovi stimoli, quindi io chiamerei Paolo Giandon, che ci parla del piano rifiuti del Veneto, quindi dell'agenda e dei traguardi previsti. Ecco, direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica per la Regione del Veneto. Buongiorno. Qui abbiamo... Sì, con questo a destra, così appena le slide acceso, le vediamo, può partire. Io ho il compito di parlarvi del piano regionale rifiuti e in particolare traguardi e agenda. Questo è il mandato, no, che mi è stato dato per oggi. Beh, intanto parto dal piano regionale, perché l'anno scorso all'Ecoforum che si è tenuto a Padova io ho presentato i contenuti del piano che era stato allora adottato a fine ottobre. Dopo un percorso di 9 mesi tra osservazioni, passaggio in consiglio, la Giunta lo ha approvato ad inizio agosto di quest'anno, quindi c'è una delibera 988 che ci accompagnerà da qui al 2030 presumibilmente, che ci dà le indicazioni su quali sono gli indirizzi, insomma, no, che ci vengono dati per la gestione dei rifiuti in Veneto. Devo dire che in questo percorso un aspetto che devo sottolineare e che ritengo molto importante è la sinergia forte che c'è stata con ARPAV. Perché dico questo? Perché per una pianificazione di questo livello, come quella che abbiamo approvato, è necessario avere una conoscenza, avere informazioni precise e aggiornate che ci guidano, ci dicono se le indicazioni, diciamo, l'obiettivo che ci eravamo dati riusciamo a conseguirlo, se progressivamente ci avviciniamo ai risultati che ci attendiamo oppure no. Poi con quest'anno, cioè con questo piano, ci siamo dati, come diceva anche il Presidente Lazzaro, ci siamo dati anche obiettivi più ambiziosi, di proprio gestione più diretta da parte della Regione
quantomeno di quelli che sono i flussi, cioè i rapporti tra i rifiuti non recuperabili e gli impianti che sapete tutti bene, insomma, sono pochi e preziosi a questo punto, che ricevono ancora, sono in grado di ricevere questi rifiuti, che come diceva Lazzaro dovremmo tendere a diminuire sempre di più, ma che ci sono ancora e quindi dobbiamo trovare una collocazione per questi rifiuti. Con questo vado avanti, vero? Ecco, detto questo, prima dell'agenda vorrei soffermarmi un attimo sui traguardi. Questa è una tabella che si trova a un certo punto del piano, ma che riassume bene, insomma, secondo me, quelle che sono in sintesi, insomma, no, l'obiettivo verso cui dobbiamo andare. Come è già stato detto, in alcuni territori questi obiettivi sono già anche raggiunti. Bene, perché noi dobbiamo preservare e anzi diciamo valorizzare quelle situazioni. Ci sono però altri ampi ancora territori che quegli obiettivi non li ha raggiunti e quindi è giusto che un po' aiutati dall'esperienza di chi li ha già raggiunti e un po' anche messi nelle condizioni nei rapporti con gli impianti di piano piuttosto che con il sistema dell'incentivazione o penalizzazione, quindi il sistema è la tariffa unica a cui dopo accennerò. È bene che anche questi si avvicinino quantomeno e raggiungano nell'anno che il piano prevede al 2030, no? Come diciamo, traguardo, come data in cui dovremmo raggiungere questi dati, che tutti quanti siano in grado di raggiungere questi risultati. Come vedete qua ci sono 3 colonne. Quella che è la situazione, che sarebbe la situazione senza interventi, no? Quindi lasciando andare così com'è senza intervenire con nuove misure, quella che è uno scenario 1 così chiamato, in cui diciamo è uno scenario intermedio, cioè riusciamo a fare qualcosa di meglio, no? Dal punto di vista delle buone pratiche, ciascun bacino per la sua parte, è quello che abbiamo chiamato scenario 2030 migliori pratiche, che è il vero obiettivo di piano, e che è quell'obiettivo di 80 kg di rifiuto urbano residuo pro capite annuo, di 84% di raccolta differenziata con 70% di tasso di riciclo, obiettivo che riusciamo a raggiungere solo con i 3 strumenti che è scritto che sono riportati sotto, cioè una regia regionale dei flussi, come accennavo prima, principalmente, una tariffa unica di smaltimento, proprio per dar modo di attivare quel meccanismo di premialità e di penalità a seconda, no, delle situazioni e delle capacità poi di ciascuno di orientarsi e di ottenere, di fare quello che tutti quanti insieme nella regia regionale si è deciso di fare. E qua è anche sottolineato, perché credo che sarà poi anche oggetto di discussione nella seconda parte della mattinata, ma sicuramente anche nel pomeriggio quando interverranno i consigli di bacino, l'applicazione su tutto il territorio di sistemi di responsabilizzazione dell'utenza. Ecco, questo è probabilmente come dire, dall'analisi che è stata fatta, lo strumento che più ha consentito nei territori dove i risultati sono stati raggiunti di raggiungere proprio quei risultati, perché laddove questi sistemi tardano ad essere utilizzati vediamo che siamo in ritardo e siamo molto ancora distanti da questi obiettivi. Queste mappe, poi tutto nel piano si trova, adesso non è compito mio andare ad analizzare nel dettaglio, però queste mappe evidenziano bene soprattutto il fatto che abbiamo sì a sinistra, no, un'ampia parte del territorio in cui il sistema di raccolta domiciliare spinto ad esempio è applicato, però ce n'è ancora una buona parte in cui ci sono dei margini di miglioramento, ma soprattutto la figura di destra rispetto alla tariffa puntuale, ad esempio abbiamo anche qua metà del territorio circa che già la applica o comunque è in fase di applicazione, e un'altra metà che invece ancora è fermo alla Tari oppure al tributo puntuale, però sempre in forma di tributo, non di tariffa. Quindi questi sono i sistemi e gli strumenti che attraverso i quali vorremmo raggiungere quei traguardi.
Ma veniamo adesso all'agenda, che è la seconda parte del mio intervento. Io parlerò dell'agenda nostra, cioè di quello che dobbiamo fare noi regione, poi spero che magari nella giornata di oggi, ma insomma chi interverrà dirà anche qual è la propria agenda, cioè cosa ritiene di fare, no, come soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti per raggiungere quei risultati. Delle indicazioni, no, ci sono già nel piano. È giusto però che, poiché i territori sono diversificati, ciascuno trovi le modalità migliori per l'applicazione di questi strumenti e il raggiungimento di quei risultati. La prima cosa che dobbiamo fare è la regolazione dei flussi. Questo è uno degli obiettivi, cioè mettere in rapporto il residuo prodotto e gli impianti di piano. E cito quel che dice il piano: a far data dal 1° gennaio 2023, domani, praticamente siamo qua, i consigli di bacino sono obbligati a conferire il rifiuto urbano residuo e i rifiuti derivanti dal suo trattamento provenienti dal loro territorio agli impianti di piano. E questo è, diciamo, le modalità con cui questo avviene sono definite dalla giunta regionale con un proprio atto. Abbiamo incontrato i consigli di bacino già 2 volte, già sono stati approvati 2 decreti del mio direttore di area per già dare un indirizzo, cioè dare come dire, un'indicazione di quale dovrà essere questo sistema di regolazione. In pratica sono state una matrice dove sono messi in rapporto rifiuti prodotti dai consigli di bacino e impianti disponibili. Ciascuno ha, no, in base al rifiuto che produce, sa dove poter portare. Ecco, questa è la modalità che ci consente di dire fino al 2030 non abbiamo bisogno di nuovi impianti, perché l'attuale capacità è sufficiente se riusciamo ad applicare questi strumenti e a raggiungere quei risultati. La capacità attuale è sufficiente ad arrivare fino a lì. E certo è che poi bisognerà, strada facendo, verificare, no, e eventualmente anche intervenire, perché nel momento in cui finiranno cioè, si porrà il problema di avere comunque delle modalità per dare risposta al collocamento di questi rifiuti. Però ecco, questa è la prospettiva del piano: andare percorrere questa strada per avere quei risultati di cui dicevo. La secondo, quindi da una parte la regolazione, l'altra cosa abbiamo detto, la tariffa unica. Un obiettivo molto sfidante, non sarà semplice, perché quando si tocca la parte economica, insomma, è sempre un po' delicato, no? Mettere insieme elementi che sono fra loro anche molto diversi, perché ciascun impianto di piano ha il suo piano finanziario che si è generato a seguito di autorizzazioni date anche da soggetti diversi, quindi insomma, c'è una complessità tecnica con la quale non vi sto a tediare, ma che ha bisogno di essere affrontata e a cui bisogna dare una risposta. Qua, secondo il piano, entro il 2 marzo prossimo, sempre tenendo conto delle disposizioni di ARERA, che insomma da qualche anno è il riferimento per le tariffe, devono essere definiti i criteri per determinare la tariffa di conferimento agli impianti di piano. Ci prenderemo probabilmente qualche settimana in più, proprio per il motivo che dicevo prima, anche perché la tariffa unica, secondo il piano, deve essere introdotta a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione dei criteri. Quindi nostro, diciamo, scadenza è 1° gennaio 2024 per l'applicazione della tariffa unica. Tra l'altro è da evidenziare quello che c'è scritto poi, il gettito che deriva dal contributo incentivante della tariffa unica, che prevederà appunto la maggior parte della quota, logicamente sarà per gli impianti di piano, ma ci sarà anche una cifra riservata al fondo regionale, cioè il fondo incentivante di piano, che dovrebbe appunto sostenere le premialità penalità derivanti dal fatto che i vari soggetti concorrono o meno al raggiungimento degli obiettivi di piano. Altre cose che dovremo fare, se vogliamo, diciamo, applicare poi in maniera corretta, lineare questo fondo incentivante, dobbiamo andare a ridefinire alcuni aspetti relativi ai contributi ambientali che già la nostra norma sui rifiuti prevede, in particolare il contributo ambientale a favore dei comuni sede di impianto,
che attualmente è previsto solo per la discarica, invece abbiamo impianti di piano anche diversi, quindi bisognerà insomma andare a ridefinire questo aspetto. L'altro aspetto che dovremmo andare a definire è il contributo regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dai bacini territoriali, nel senso che chi ha l'impianto subisce un disagio, chi non ha l'impianto è giusto che in qualche modo sostenga, no, questo disagio, e pertanto dovrà essere dalla regione anche definito e regolamentato questo aspetto. Andiamo adesso invece su temi che sono più trasversali, cioè che non riguardano i rifiuti urbani, ma anche, però sicuramente impattano molto di più sulla filiera dei rifiuti speciali, che bisogna tener conto che comunque sono ancora la maggior parte dei rifiuti prodotti in Veneto, seppure per fortuna quasi tutti la maggior parte insomma, vanno a recupero. E quindi il piano è intervenuto anche sulla problematica, ad esempio, di dare risposta alla normativa sugli end of waste, quindi per definire le modalità perché in modo sempre più efficace e diffuso si riutilizzino i rifiuti, cioè si trovino le modalità per dare un effettivo recupero ai rifiuti che sono prodotti dalle diverse filiere produttive. Anche qua, entro il 2 marzo, deve essere istituito il tavolo regionale con gli stakeholder, diciamo, con i soggetti interessati, per definire documenti tecnici di riferimento laddove non ci siano già dei decreti ministeriali per gli end of waste. La stessa cosa, stessa scadenza, per un tavolo regionale relativo ai sottoprodotti. Sapete che sono aspetti normativi, modalità diverse, però in tutti e due gli ambiti c'è una necessità che ci è stata evidenziata da diciamo, le organizzazioni di categoria, principalmente di una necessità di rendere più fluida, no? Più lineare l'applicazione della normativa. E un altro aspetto, qua abbiamo scadenza il 2 settembre, la possibilità ad esempio che gli impianti in AIA utilizzino direttamente dei rifiuti nei propri processi produttivi, purché rientrino nella lista verde del regolamento europeo, però anche questa è una possibilità interessante per dare risposte di recupero diretto. Ecco, una cosa invece che interesserà molto anche i consigli di bacino, diciamo la filiera dei rifiuti urbani, è questo delle linee guida per realizzazione e gestione dei centri del riuso, che dovrà essere questa predisposta entro settembre. Quindi sarà un altro argomento, insomma, no, di confronto e di lavoro con i consigli di bacino. Un altro aspetto che dovrà essere fatto e che insomma è un aspetto una carenza insomma della normativa, che è legato ai requisiti soggettivi per l'esercizio di attività di gestione dei rifiuti. Anche questo è un obiettivo sfidante, perché diciamo, la Regione non avrebbe diretta competenza in materia, però insomma è un'esigenza anche questa, vedremo come dar seguito a questa necessità. E poi l'aspetto che interessa la filiera, di cui si parlerà subito dopo, dell'organico, e che è in particolare il riutilizzo dei fanghi di depurazione del malato, ma soprattutto di amendanti compostati. C'è stata, diciamo, una qualche difficoltà nel percorso di applicazione della direttiva nitrati in particolare, che, diciamo, prendendo spunto dal recente regolamento europeo sui fertilizzanti, ha ritenuto di diciamo, porre delle limitazioni, per così dire, all'utilizzo di amendanti prodotti con fanghi, e insomma c'è stato un periodo anche che sugli compost prodotti da rifiuto dall'umido, diciamo raccolta differenziata, insomma c'era qualche perplessità da parte dei colleghi dell'agricoltura. Per fortuna, diciamo, con l'approvazione del piano questa fase di impasse è stata superata, ma sicuramente abbiamo delle delibere, insomma, delle norme tecniche regionali datate, perché risalgono al 2005, quindi insomma in quasi 18 anni, e il piano prevede che anche su queste dobbiamo intervenire proprio per dare una risposta anche alle necessità degli operatori agricoli, perché non c'è effettivo recupero dell'organico se questo organico non viene utilizzato nei suoli agricoli, cioè questo mi pare abbastanza evidente. Poi abbiamo su alcune filiere il piano prevede degli interventi specifici, in particolare quella sui rifiuti plastici, in applicazione delle disposizioni della legge Salvamare, che prevede appunto la possibilità di intervenire
agevolando insomma, le operazioni di recupero di questi rifiuti, e la cosa analoga relativa ai rifiuti su spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, su cui insomma c'è sempre stata una certa difficoltà a capire bene di chi è la competenza, chi paga, eccetera. Quindi anche su questo bisognerà fornire un quadro di riferimento più chiaro. Ultima slide, vorrei ricordare che nel piano rifiuti c'è anche il piano delle bonifiche, e non bisogna dimenticarci che è comunque un'attività importante da parte dell'amministrazione pubblica, perché abbiamo quasi metà dei siti contaminati più significativi in Regione Veneto che sono bonificabili solo da soggetti pubblici, perché chi ha inquinato non c'è più, c'è un fallimento, non c'è più il soggetto non è in grado di intervenire, deve intervenire il soggetto pubblico. Il piano delle bonifiche cerca di dare una risposta a questa problematica, e quindi per fortuna negli ultimi anni ci sono anche finanziamenti statali, oltre che un po' regionali, per dare la possibilità di procedere col disinquinamento. In questo senso la Giunta dovrà mettere in piedi, ma siamo già in fase finale per fortuna, un meccanismo per cui avremo un elenco dei siti contaminati pubblici, tra virgolette semplificando, che saranno anche messi in ordine di importanza, nel senso della necessità di intervenire urgentemente, perché siamo in situazioni più o meno gravi di contaminazione, e questo ci permetterà, nel momento in cui ci saranno le risorse disponibili, di sapere subito dove intervenire in via prioritaria. Ecco, questa è un'altra cosa che il piano prevede e che pensiamo insomma quanto prima di attuare, di mettere in atto. Ecco, io avrei finito e vi ringrazio molto. Grazie direttore. Grazie. Posso rimanere qua? Certo, sì. Passiamo dunque a Loris Tomiato, lo invitiamo a salire con noi, ecco, per parlare degli impianti di piano alla luce dello scenario migliori pratiche del piano regionale rifiuti di cui già ci parlava il Presidente. Buongiorno. Diciamo che abbiamo alcune opportunità anche che derivano dal fatto che con Luca Marchesi, con Paolo Giandon e con me, insomma, abbiamo condiviso esperienze in ARPA, esperienze in Regione che facilitano. Allora, prima di iniziare l'intervento vorrei mettere un picchetto, un caposaldo, che ci è stato anche riconosciuto dall'ingegner D'Aprile nella modalità con cui noi abbiamo approcciato il percorso dell'aggiornamento del piano. Allora, se torniamo indietro di un paio d'anni, siamo in casa di Legambiente, io direi partiamo da quelle che voi avevate stilato come le 12 tesi nell'approccio al tema rifiuti, che sono diventate anche uno degli elementi di confronto per chi come me si guida un'agenzia che è il supporto tecnico alla regione, che quindi deve fare dei numeri lo strumento per fornire al decisore pubblico un elemento di valutazione. Allora, quando tra le 12 tesi di Legambiente si parlava di non nuovi inceneritori, non ricorso a discarica, le cito un po' a memoria, ma insomma i cardini erano un po' questi. Allora, questo è diventato il messaggio politico che il tecnico è chiamato ad interpretare, a tradurre e a dare in sostanza proposta operativa. Allora, il tema degli impianti di piano, quindi alla luce dello scenario migliori pratiche, che è quello che Paolo Giandò ha introdotto, è quello che ci consente di fare un ragionamento proprio nel senso dell'accettazione, della condivisione e anche dell'impegno politico che in sostanza il legislatore regionale ha posto alle strutture sia regionali che all'organo tecnico ARPA come elementi di sostanza. Allora, partiamo da quello che era l'obiettivo del piano precedente, quindi al 2020 avevamo un obiettivo che nella fase 2015-2020, che era il piano precedente, in sostanza ci portava a 100 kg per abitante. Poi è abbastanza facili i conti, all'epoca eravamo poco sotto, lo siamo ancora, siamo attorno a 4.850.000 circa come Veneto, era un obiettivo sfidante. Allora, la produzione però del 2019 dava come dato
119, lì va bene, abbiamo arrotondato un po' a 120, ma il tema era quello di dire, ok, avevamo un obiettivo ambizioso che forse non siamo riusciti ad interpretare correttamente con gli elementi sfidanti che accompagnano le politiche attive, perché poi è abbastanza facile porre un obiettivo sfidante, ma se non introduci politiche attive, che tradotto vuol dire cambio di mentalità, azioni anche economiche, incentivi e disincentivi, cioè tutto ciò che sono le leve che devono portare al raggiungimento degli obiettivi. Quindi se vedete siamo in presenza comunque in una regione che è virtuosa di disomogeneità. Allora, abbiamo ancora forti disomogeneità a Padova Centro. Non dico cose che sono strane, io ho fatto il sindaco e quindi so perfettamente che l'accavallarsi delle stagioni elettorali, soprattutto delle amministrative, accelera o frena tutto anche il tema della raccolta differenziata, del porta a porta, della tariffa puntuale, quindi abbiamo anche elementi di contesto di questo tipo. I nostri territori che più in sostanza arrancano sono Padova Centro. Venezia in questi anni ha raggiunto veramente risultati diciamo molto apprezzabili e in una strada di difficoltà, perché poi pensate Venezia, raccogliere i rifiuti a Venezia non è come raccoglierli a Padova piuttosto che a Conegliano in sostanza, ecco. Verona città è ancora in difficoltà e rappresenta diciamo in questo momento il bacino, che poi è il bacino della città di Verona, rappresenta ancora diciamo, l'elemento più negativo nel quadro medio comunque che in Veneto ha dato ottimi risultati. Come vedete nella cartina abbiamo questa macchia di leopardo, ma abbiamo importanti aree del nostro territorio che già si assestano in quello che noi abbiamo chiamato obiettivo delle buone pratiche, quindi sotto gli 80 kg pro capite. Allora, quindi abbiamo una necessità di riduzione del rifiuto urbano residuo e quindi assicurare il collocamento dello stesso fino al 2030. Ma perché? Perché abbiamo detto questo? Perché, ed è una fortuna anche in Veneto, nel parallelismo che faccio adesso tra l'idrico e la gestione rifiuti, perché la presenza del pubblico c'è ed è importante. Come nell'idrico noi abbiamo in sostanza gestori che sono prevalentemente pubblici, salvo una piccola zona attorno alla città di Padova, nell'ambito dei rifiuti abbiamo una presenza in questo equilibrio che va tra diciamo autorità politica dell'ambito e gestore dei rifiuti, un equilibrio che consente nel rapporto anche pubblico-privato di ottenere i migliori risultati. Allora, in sostanza, l'individuazione degli impianti di piano e la strategia regionale per la regolazione dei flussi di cui parlava Paolo sono i percorsi obbligati per una regia che porti al raggiungimento degli obiettivi. Allora, lo scenario, quello delle buone pratiche, lo scenario 2 l'ha già descritto Paolo Giandon, in sostanza gli 80 kg, introduciamo che cosa? Introduciamo accanto alla raccolta differenziata il tasso di riciclo, che è importante perché spesso il cittadino dice ma voi me lo venite a raccogliere in modo differenziato poi buttate tutto, no. Il tasso di riciclo è la garanzia che in sostanza il materiale raccolto debba essere destinato al riciclo. Gli strumenti che ha accennato Paolo prima, la regia regionale, la tariffa unica, i sistemi di responsabilizzazione dell'utenza. Un'utenza che sa che cosa butta e che sa quanto vale quello che butta. Stiamo facendo un progetto molto interessante su tutti i bacini proprio di valorizzazione di questi concetti di responsabilizzazione del cittadino, che passa necessariamente attraverso gli ambiti territoriali. Quindi gli strumenti proposti, regia regionale sui flussi degli impianti. Attenzione, la regia regionale non è il semplice mettere insieme dei numeri, è coniugare interessi, è sviluppare sensibilità, è spostare anche non solo rifiuti, ma spostare anche valori economici.
Quindi quando parliamo di necessità di regolazione regionale, parliamo anche di meccanismi che portano in aree più ricche rispetto ad aree più povere, che spostano valori economici, come ho detto, da un gestore all'altro, e che quindi danno in sostanza una visione di una politica regionale che valuta la capacità impiantistica a servizio del fabbisogno del collocamento. Si è data la regola che prima di tutto devo saturare gli impianti che vanno a recupero energetico, quindi non devo sprecare i volumi di discarica. E poi il tema della tariffa unica, perché se incardiniamo il concetto che a parità di virtuosità il cittadino loristomiato che abita in riva all'Adige e chi abita a Conegliano a parità di virtuosità deve pagare lo stesso, questo è un concetto anche di democrazia economica. Questa regia regionale parte anche, ripeto, andando sul costo unitario di smaltimento, sulla tariffa unica, sulla costituzione del fondo incentivante di cui prima si parlava, ad alimentare quindi delle linee di finanziamento, la premialità ai consigli di bacino virtuosi, il sostegno alle attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e al contrasto all'abbandono, il sostegno alle pratiche attive di recupero. Attenzione, perché il tema della catena del valore legato alle attività di recupero è estremamente importante. Quando noi parliamo del polietilene che va a gara in Corepla e che utilizziamo dalla bottiglia al pile, scendiamo nella catena del valore. Da una bottiglia posso fare una bottiglia, da una bottiglia posso fare un pile, da un pile non posso fare bottiglia. Quindi nell'ambito della catena del valore il sostegno alle pratiche attive di recupero serve anche per dare visione, strategia ad elementi che nel nostro territorio sono estremamente importanti. Gli impianti di piano, quindi la strategia regionale prevede un meccanismo regolatorio dei flussi in capo alla regione con l'avvio agli impianti dedicati alla gestione prioritaria dei rifiuti urbani. Qua introduco un concetto di tutti questi che vedete e sono impianti storici, per questo il dire no a nuove discariche, no a nuovi impianti di incenerimento. Perché? Perché se analizzate quell'elenco che vi ho messo lì, analizzate in sostanza comuni interessati e aziende che sono storicamente presenti, quindi non c'è nulla di nuovo. Ma quando parliamo di termovalorizzatore, e siccome ci siamo presi tutti i ricorsi sia quando ero in regione, quando sono in ARPA, adesso li sta portando avanti Paolo con i suoi collaboratori, e parliamo del fatto che oggi l'inceneritore di Padova in sostanza riesce a valorizzare energeticamente poco meno di 160.000 tonnellate anno rispetto a una potenzialità di 245. Allora confermare la valorizzazione energetica di un inceneritore vuol dire confermarla al fatto che le due linee vetuste in sostanza oggi fanno termovalorizzare 150.000 tonnellate, o dire tento di raggiungere non le 245 ma mi fermo come da decisione regionale ai 219.000 tonnellate. Perché? Perché ritengo che adottando una migliore tecnologia ho in sostanza anche una miglior tutela ambientale. Su questo c'è un confronto ambientale ancora estremamente acceso con il territorio padovano. L'altro ragionamento che facciamo nell'individuazione di quegli impianti è che alcuni impianti sono impianti regionali come autorizzazioni e quindi tutto ciò che è successo in questi anni, quindi dalla visione dell'ammodernamento, ripeto, del termovalorizzatore di Padova all'ampliamento ante 2020-2021 della discarica di Sant'Urbano, il principio fondamentale che ha regolato questa attività era quella di dire ok, ampli, ma
sostanzialmente dedicando il volume ampliato esclusivamente al rifiuto urbano o di origine domestica, che non è un concetto da poco, perché un conto è quando parliamo di esclusivamente dedicato è diverso da quando in altre autorizzazioni abbiamo in sostanza la presenza di prevalentemente. Allora il concetto di esclusivamente e il concetto di prevalentemente sono due concetti completamente diversi. Prevalentemente vuol dire 50 più 1, esclusivamente vuol dire 100%. Nel 2023 tutta questa regia di flussi che in sostanza va a chiudersi in questa fase proprio perché poi da lì deve partire dal 1 gennaio 2023 anche la regia dei numeri, cioè la capacità di governare il percorso delle azioni di piano per rendere sempre edotta la regione, e questo è un compito che ARPA deve fare, sia in termini di quantificazione dei flussi di rifiuti, sia in termini di monitoraggio dei volumi residui in discarica, perché queste due valutazioni sono quelle che garantiscono il raggiungimento. Allora, di rifiuti urbani e di scarti abbiamo poco meno di 690.000 tonnellate che vanno collocate con il decreto flussi di cui parlavamo, e mi è piaciuto il ragionamento che tu hai fatto prima legato a quando parlavamo che uno deve stare attento se incentivo la raccolta differenziata, allora immagino che calino i rifiuti residui, ma devo anche incentivarne la qualità della raccolta, perché se non incentivo anche la qualità della raccolta mi calano i rifiuti urbano residuo ma mi crescono gli scarti. Il rifiuto urbano residuo ad oggi, diciamo, quello che ha trovato posto o che troverà posto nel decreto flussi è pari a circa 550.000. Se facciamo 550.000 diviso 485, che sono 4.850.000, scusate, ho semplificato troppo gli zeri senza farmi capire, arriviamo grosso modo a 113-114. Oggi questo è il segnale dell'andamento, 119-120, 113-114, cioè del trend positivo verso il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi, sì, arrivo subito. Allora, come vedete nel territorio i 3 termovalorizzatori, i 7 siti di discarica, e diciamo che il volume residuo, perché proprio gli impianti sono distribuiti nel nostro territorio in modo, diciamo, storico ma disomogeneo, quindi la provincia di Padova e soprattutto il Padova Sud è uno dei territori dove nel ragionamento che Paolo Giandon faceva prima del coniugare anche la compensazione ambientale della presenza degli impianti sul territorio, se ne dovrà tenere presenti. Come potete vedere nella parte bassa della slide, se riusciamo ad avere quel trend positivo di cui parliamo prima, in sostanza il volume residuo dello scenario ci consente di governare il processo di gestione dei rifiuti urbani fino al 2030, e quindi da lì nasce la necessità dell'attivo monitoraggio di cui parlavo prima. È evidente che ognuno deve portare a casa i propri compiti, quindi ci attendiamo da ognuno dei 12 bacini uno sforzo importante, ognuno si deve far carico nel rispetto dell'ipotesi 2, quindi dello scenario più sfidante che abbiamo, deve farsi carico del raggiungimento. È evidente, e il piano lo contempla, che e nel ragionamento sia con il direttore del bacino sia con l'amministratore e gestore della società veneziana, ci abbiamo ragionato. Perché? Perché immaginare per una città turistica come Venezia, che è tra le prime città turistiche d'Italia, la componente del raggiungimento del rifiuto urbano residuo è difficile. Ma lì abbiamo introdotto dei correttivi che tengono conto del turismo, della complessità e quant'altro. Quindi. Però, ripeto, come segnalavo prima, Venezia in questi 2 anni ha raggiunto risultati importanti. Chiuderei così. Grazie.
Entriamo quindi nel focus proprio di cui avete già ampiamente parlato, quindi rifiuti organici, una filiera in continua evoluzione tra compostaggio, digestione anaerobica, recupero di energia e produzione di biogas e biometano. Chiamerei allora con noi Werner Zanardi di SESA SPA e Gian Antonio Daré, deputato del Parlamento europeo, che invito a salire con noi, grazie, e Francesco Zanovello, responsabile del settore ricerca e sviluppo di ETRA, e Marco Bono, dove preferite? Marco Bono di Cesaro Mac Import, eccoci, buongiorno. Ecco, allora sappiamo che ha degli impegni, quindi mi rivolgerei subito a lei, eccoci. Parlavamo, no, di quanto sia importante il biometano come un elemento strategico proprio sia in Veneto che nelle altre regioni. Il Veneto si pone proprio come leader in questo settore. Quindi quali direzioni, quali investimenti l'Europa vuole mettere in campo anche per integrare le opportunità derivanti da questo settore? Ma diciamo l'Europa ha fatto, intanto un buongiorno a tutti, un grazie dell'invito e complimenti per questo importante momento, diciamo così, così si spiegano tante cose. L'Europa ha adottato un piano nel 2018 che praticamente entro il 2035 il conferito in discarica deve essere del 10%. Quindi con le varie percentuali diciamo, del secco dell'umido, e quindi questo è diciamo, la direttiva. È chiaro che poi questo è stato fatto prima della guerra in Ucraina e la guerra in Ucraina ha cambiato anche tante cose, però noi stiamo in un territorio virtuoso e qua dobbiamo dare merito diciamo, alle varie amministrazioni comunali e soprattutto la regione che è riuscita a far capire all'utenza che la grande forza dell'informazione. Io mi ricordo quando si è passati dal cassonetto dove si buttava di tutto e si è passati diciamo, alla divisione del secco e dell'umido. È stato un momento difficile per gli amministratori fare questa operazione, è stato un momento di grande responsabilità ma soprattutto di spiegazione e questo ha portato poi successivamente a questi risultati che vediamo e credo che diciamo, alcune aree della regione del Veneto siano veramente di esempio non solo per il Veneto, per l'Italia, ma anche ci guardano anche con attenzione in Europa, perché effettivamente se poi andiamo a parlare e pensare di cosa abbiamo fatto, io mi riferisco, essendo stato sindaco di Vittorio Veneto, il mio bacino, cioè il mio gruppo di lavoro è la Sarno, assieme alla parte privata, diciamo. E sono state fatte delle cose straordinarie, tant'è vero che si parla di economia circolare e con l'umido si fanno poi il biometano che poi va ad alimentare i mezzi diciamo, di raccolta del rifiuto e questa è un'operazione straordinaria per costi, perché poi alla fine l'efficienza diciamo, si traduce in economia, l'energia diciamo, economica nel risparmio e nella tutela diciamo, di fare bene la raccolta e quant'altro ci porta ad avere un risparmio effettivo sulla bolletta che ha costi insomma, importanti per la famiglia, sono voci di spesa molto sentite. Questo è stato grazie all'idea, la capacità, la volontà di perseguire un risultato che è stato fatto appunto con gli impianti per produrre il biometano che non solo soddisfa la parte di raccolta, ma poi viene immesso nella rete perché questi sono recuperi importanti, questo è il futuro che ci chiede l'Europa, soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Quindi penso che questa sia la strada giusta. Abbiamo sentito prima chi mi ha preceduto della regione e hanno spiegato anche gli obiettivi che si vogliono raggiungere, si cerca di raggiungere. Certo, bisogna incentivare quelle aree meno, diciamo, un po' diciamo che non sono all'avanguardia come abbiamo visto la destra Piave, la sinistra Piave, Padova e quant'altro. Chiaro che bisognerà aiutarci, l'Europa mette a disposizione economie e bisogna essere bravi ad attingere a quelle economie che l'Europa diciamo, in maniera periodica dà diciamo, alle nazioni, alle 27 nazioni e questo serve per aiutare e ripeto più efficienti siamo e il costo della bolletta scende.
bisogna naturalmente fare squadra come sempre, perché bisogna sempre fare squadra. Poi giustamente chi aveva preceduto prima, ci sono le elezioni amministrative, e sulle elezioni amministrative c'è un vuoto di responsabilità, perché tutti quanti pensano al risultato elettorale. In realtà bisogna lavorare con l'obiettivo, non guardare ai tempi, diciamo, alle scadenze, e pensare che se si fa questo tipo di lavoro e se si continua su questa linea, ripeto, i costi e i benefici si riverseranno sull'utenza. La bravura è stata, e bisogna, secondo me, che si continui a incentivare l'informazione partendo dalla scuola, perché la scuola poi è il bambino che arriva a casa, che ha la lezione di ecologia, poi la trasmette anche al papà, ma soprattutto magari al nonno, che è più lontano, magari da certe informazioni di ecologia. Quindi credo che questa sia una delle piccole cose, ma che possono fare dei buoni risultati. Grazie. Io mi scuso, ho un altro impegno e so che arriverà la mia collega Alessandra Moretti, e quindi sarebbe stato un piacere. Purtroppo non riuscirà. Voglio ricordare che sì, siamo magari di due parti politiche diverse, ma in Europa si lavora sempre e comunque per l'Italia, perché alla fine noi siamo una nazione, siamo la terza nazione come contribuenti in Europa, e quindi quando si arriva pensiamo alle nostre aziende, alle nostre famiglie, e quindi al di là di tutto poi nella diversità, però quando c'è da votare si vota tutti uniti, perché prima vengono gli interessi nazionali e poi poi ogni tanto arriva anche la politica. Grazie a tutti. Grazie, il Presidente voleva aggiungere Uso questo Certo. solo per dire che, scusate, solo per dire che purtroppo Alessandra Moretti ha avuto un impegno improvviso, in volo, voleva collegarsi, ma è proprio in volo in questo momento, e quindi si scusa che non può essere con noi, ma sicuramente appunto sul fronte, diciamo, di lavorare per l'Italia, per fare in modo che il tema dell'energia affronti anche il tema del biometano, quindi di come poter incentivare questo tipo di filiere, anche perché, diciamo, anche nel resto del paese la raccolta del rifiuto organico dovrà diventare, no, un obbligo anche per l'Europa, insomma, quindi è un tema da sviluppare e approfondire. Ecco, ci auguriamo che ci possa aiutare anche a in qualche modo arginare quello che è invece l'estrazione delle fonti fossili, che in questo territorio sta, insomma, riapparendo per quanto riguarda l'Alto Adriatico. Ad esempio, insomma, guardare invece a queste filiere, certo non sono solo quelle filiere che ci aiuteranno a uscire, diciamo, dalla dipendenza del gas, però sono un importante punto di riferimento, e speriamo che sempre di più si riesca a portare, oltre che a lavorare per l'Italia, anche a portare all'Europa le buone pratiche che noi facciamo, che anche per gli altri lo diventino. Solo questo. Grazie Mille. Ecco, Grazie Legambiente. mille, complimenti ancora e buona continuazione. Grazie, poi Legambiente si farà portavoce delle istanze anche con lei che verranno da questo dibattito, grazie. Quindi tornerei allora da Werner Zanardi, tecnico qualità di SES SPA, appunto Società Estense Servizi Ambientali. Buongiorno, vedo che già il microfono, ecco, voi siete già da tempo uno dei grandi player del trattamento dell'umido e anche di compost e biometano, quindi come trattate il materiale compostabile? Ecco, se ci racconta un po' anche quali prospettive future ha la filiera in Veneto. Beh, allora, intanto grazie per il consueto appuntamento. Parlavo prima anche con Giuliana, è quasi come essere a casa ormai. SES ha raccolto ampiamente tutte le sfide, e quindi anche il cambio di paradigma per quanto riguarda tutta l'evoluzione legata al recupero dello scarto organico. Dal 1995 è un'azienda che si occupa e di anno in anno aggiunge elementi fino ad arrivare ad uno spacchettamento piuttosto intenso di quella che è il recupero dello scarto organico. Ricordo, insomma, velocemente che da una buccia di banana noi riusciamo a ricavare CO2, calore, energia elettrica, termica, il famoso biometano, e senza tralasciare l'importanza dell'ammendante compostato. Io volevo raccogliere alcune delle suggestioni che i miei relatori che mi hanno preceduto hanno così lanciato, e non da ultima quella dell'eurodeputato, che mi è piaciuta particolarmente. Prima si parlava di responsabilità
della cittadinanza. Noi ad esempio siamo molto impegnati sulla responsabilità che vogliamo creare nelle scuole. Da qualche anno stiamo sviluppando sempre di più questo sistema di educazione ambientale proposta appunto alle scuole, perché pensiamo che sia lì il punto di partenza per aumentare questo livello di responsabilità, e lo facciamo appunto spiegando perché si fa la raccolta, cosa serve, quali sono i risultati, mostrando appunto quelli che sono anche i nostri prodotti legati al recupero. Qualità, importantissima la qualità, importantissimi gli obiettivi di riciclaggio, non basta più fare raccolta differenziata, bisogna farla di qualità. E anche questo viene spiegato, e si entra nel merito ad esempio di quelli che sono ad esempio i driver dello scarto organico degli impianti di compostaggio o integrati come il nostro di gestione e compostaggio, che sono ad esempio gli imballaggi compostabili. Quindi parlo di shopper per trasporto merce piuttosto che i sacchetti appositi che vengono utilizzati dalle utenze per raccogliere l'umido. Ecco, senza tralasciare anche l'importanza di quelli che sono i manufatti in carta, ma comunque rimanendo nell'ambito della bioplastica, un argomento di cui spesso si è sentito parlare negli ultimi anni. Ecco, diciamo che la nostra configurazione, il nostro layout impiantistico da questo punto di vista non presenta alcuna criticità, sia per quanto riguarda gli imballaggi flessibili sia per quanto riguarda gli imballaggi rigidi. Spesso e volentieri si sente così discutere sulla questione della fase di pretrattamento che in qualche modo potrebbe allontanare questi manufatti. In realtà, come dicevo appunto, avendo noi un layout particolare in cui lo scarto organico rimane per qualche giorno in queste fosse di scarico e quindi prepara in questo caso questi manufatti ad essere recuperati al 100% nelle fasi successive, ecco, questa diciamo facilitazione, passiamo questo termine, ci permette di poter dire che questo tipo di manufatti non ci creano nessun problema nella filiera del recupero. E prima ancora sentivo parlare di compensazioni ambientali. Ad esempio noi abbiamo anche in questo caso raccolto la sfida e abbiamo nella nostra flotta di mezzi che si occupano della raccolta e del trasporto di rifiuti fatto questa migrazione tecnologica, e quindi il passaggio totale a mezzi alimentati a gasolio verso mezzi alimentati a biometano. Ricordo che noi appunto abbiamo in essere la raccolta sulla Bassa Padovana, quindi serviamo circa 250.000 abitanti. Sul territorio della Bassa Padovana circolano mezzi che emettono pochissime polveri sottili e contribuiscono anche alla diminuzione delle emissioni di CO2, essendo una CO2 che proviene da un ricircolo biologico veloce, quindi non è la CO2 che proviene dalle fonti fossili. Ecco, credo di aver così delineato un po' in linea di massima quello che è i nostri obiettivi, le nostre sfide, e quindi siamo presenti a testa alta nel settore. Grazie, grazie. Passiamo quindi a Etra SPA, buongiorno, non so se... Ecco. Sì, infatti... Grande quantità di microfoni. Esatto, siamo più microfoni, grazie. Ecco, una multiutility che svolge attività già nel bacino del fiume Brenta, e da pochi giorni avete inserito in rete il primo metro cubo di gas proprio a biometano, no? Di quello di cui si parlava. Quindi quali sono gli obiettivi dell'azienda su questo settore? Prego, sì, certo. Ecco. No, proprio Funziona? Sì, prego. Sì, buongiorno a tutti, sono Francesco Zanovello, responsabile di ricerca e sviluppo per Etra. Grazie per l'invito. Sono qui perché mi hanno chiesto di parlare di biometano. Perché? Perché il 15 settembre abbiamo messo in funzione questo per noi primo impianto di produzione del biometano a partire dalla Forsu. Questo impianto si trova a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. È un impianto di riconversione di un impianto esistente, quindi già producevamo biogas, ora produciamo biometano, quindi da 5 milioni di standard metri cubi anno di biogas passiamo a 3 milioni di standard metri cubi anno di biometano, estraendo completamente la CO2 presente nel gas più l'H2S e altri composti organici volatili. In partenza ci sono 40.000 tonnellate anno di Forsu e un po' di verde come strutturante. L'investimento complessivo è stato di circa 6 milioni di euro, non solo per l'impianto di produzione ma anche per tutta una serie di impianti accessori necessari per questo revamping.
Noi crediamo molto nel biometano per chiudere la filiera, il ciclo del rifiuto umido organico, e con questo impianto andiamo a produrre un combustibile di tipo avanzato in specifica per autotrasporti, ai sensi del decreto ministeriale del 2 marzo 2018, che incentiva il biometano per uso trasporti, decreto in scadenza al 31/12 di quest'anno. È stata un po' una corsa contro il tempo, non è stato facile costruire questo impianto, soprattutto perché era inserito in un ambito molto complesso, in un polo rifiuti esistente in AIA, però insomma ce l'abbiamo fatta e adesso tutto il biometano prodotto viene immesso, al momento viene tutto immesso in rete SNAM, una rete di trasporto a 64 bar. È un biometano, come dicevo prima, in specifica, cioè ha il giusto grado di purezza, anzi addirittura ha una purezza superiore rispetto al gas naturale che troviamo in rete, è meno umido e ha un potere calorifico maggiore. E questo biometano ha anche un valore sia perché viene venduto sul mercato al PSV che valore di mercato che in questo periodo, come sappiamo tutti, ha avuto delle oscillazioni considerevoli. Se 2 anni fa grosso modo si vendeva a 20 centesimi di euro al metro cubo, a settembre l'abbiamo venduto a 1,60 euro, lo scorso mese chissà perché l'abbiamo venduto a 60 centesimi, vediamo a novembre cosa succederà. Comunque insomma ha un valore di mercato. A questo si aggiunge poi il valore dell'incentivo che è garantito dal decreto che citavo prima, che grosso modo vale altri 60 centesimi per standard metro cubo, i cosiddetti CIC, certificati di immissione al consumo. Questo biometano è anche sostenibile, tant'è che ha una certificazione di sostenibilità che dimostra che la filiera di produzione di questo biometano riduce le emissioni climalteranti più del 65% rispetto a un carburante fossile di riferimento. Ad oggi, dicevo, tutto questo biometano lo immettiamo in rete, ma non sarà questa la destinazione finale futura, nel senso che può coprire il fabbisogno di circa 250 mezzi della raccolta tra vaschette e compattatori, e quindi adesso ci stiamo attrezzando per creare già lì in loco a Bassano un distributore per i mezzi della raccolta, che saranno quindi convertiti piano piano tutti a biometano, un po' come l'esperienza citata prima dal collega. 2 parole giusto sulla tecnologia che abbiamo adottato. Ci sono diverse tecnologie per l'upgrading del biogas a biometano. Noi abbiamo adottato quella del lavaggio chimico con solvente inorganico, in particolare con la soluzione di carbonato di potassio. C'era l'opportunità in questo sito di sfruttare molto calore e quindi questa era la tecnologia che più si sposava con le nostre esigenze. Una panoramica molto rapida sul territorio di Etra. Il territorio di Etra ha 2 impianti di digestione anaerobica, uno quello che abbiamo visto a Bassano del Grappa e uno a Campo San Piero. A Campo San Piero vorremmo fare la stessa cosa di Bassano, è un impianto un pochino più piccolo come quantità, volumi di forsu in arrivo, ma anche lì possiamo creare questo impianto e vorremmo sfruttare il nuovo decreto sul biometano che è entrato in vigore ad ottobre. Ha delle caratteristiche molto diverse rispetto al decreto precedente, alcune ci piacciono, alcune un po' meno, soprattutto perché noi partiamo da forsu e non da rifiuto agroalimentare, quindi siamo in un certo senso costretti a rifare l'intera linea di digestione anaerobica e anche tutte le altre sezioni, però insomma è una sfida che accogliamo con favore. Ha un grosso valore questo decreto perché riconosce il 40% in conto capitale di tutti gli impianti, quindi la digestione, il compostaggio, l'impianto di produzione del biometano, l'eventuale liquefazione della CO2, anche su questo vorremmo puntare, stazione di rifornimento e trattamento con biofiltro delle aree. Oltre a questo 40% in conto capitale abbiamo una tariffa incentivante di 62 euro a megawattora per 15 anni
Non è facilissimo rientrare in questo incentivo, perché abbiamo visto che si deve partecipare a una procedura competitiva, bisogna fare un ribasso sulla tariffa incentivante e soprattutto bisogna arrivare al bando con un progetto completo di tutti gli titoli autorizzativi. E sappiamo che non si ottengono dall'oggi al domani. Però insomma, nonostante queste tempistiche ristrette, vogliamo andare avanti. Ringrazio. Grazie. Esperienze sempre interessanti da conoscere. Ecco, io grazie comunque. Grazie. Ecco, Marco Bono, Product Manager di Cesaro Mech Import. Ecco, non vi occupate solo di recupero e riciclo, ma anche di fornitura di attrezzature e impiantistica, no? nella gestione. Ecco, le lascio la parola direttamente, visto Grazie. che già vediamo la presentazione. Innanzitutto grazie del rinnovo da parte di Legambiente con questo invito che ormai come SESA ci vede qui quasi sempre. Io oggi rappresento l'azienda che fornisce a impianti come SESA, come ETRA, come altri, le tecnologie e le soluzioni per il trattamento dei rifiuti. Quindi, considerata anche l'ora, il mio scopo è quello di non riempirvi di informazioni e dati che sono già stati discussi ampiamente, ma è quello di focalizzare un po' l'attenzione su quello che secondo noi è lo step successivo, perché in realtà la tecnologia esiste già, è ben collaudata, soprattutto in Italia. Abbiamo messo in piedi realtà impiantistiche di tutto rispetto, che addirittura vengono anche copiate dall'estero. Quindi quello che adesso manca è fare quell'ultimo passettino, che ho sentito più di qualcuno dei relatori precedenti elencare, che è la difficoltà nell'abituare la gente a fare una separazione di un certo livello. Per quello ho preferito mettere questa immagine, no? Questa evoluzione che deve portarci a non rimettere nell'ambiente quello che scartiamo, ma di utilizzare il cervello e trasformarlo in qualche cosa di utile. Il rifiuto di natura è più o meno sempre lo stesso. Troviamo la plastica, troviamo il legno, la carta, il cartone. Però quello che sta cambiando nell'ultimo periodo è la quantità reciproca di questi materiali e la confezione. Perché? Perché è cambiato il nostro stile di vita. Noi non siamo più quelli che andavano a fare la spesa tutti i giorni con la borsetta in tessuto. Noi siamo quelli che nella fretta prendiamo quel tramezzino lì. E quel tramezzino lì, messa così, è un'immagine, ma nel momento in cui lo mettete nel cestino dell'umido diventa un problema. Perché non c'è nessuno di noi che ha anche il tempo di aprirlo, prendere il tramezzino, metterlo nel bidoncino marrone e l'altro nel blu. Lo butta. E così fanno tutti. Se noi non cambiamo questa attitudine, ci troviamo un po' alla volta ad incappare in problemi a livello impiantistico, perché l'impianto lavora bene se il materiale che arriva è un buon materiale. Quindi ecco dov'è l'impegno principale, quello di dire al cittadino, di istruirlo su come si deve smaltire il rifiuto. E aggiungo una considerazione, una menzione di Michele Zorzi, che è il direttore dell'impianto Bioenergia Trentino in provincia di Trento, una provincia virtuosa, un impianto di tutto rispetto di cui poi vi faccio vedere un'immagine, e che dice: il circuito dell'umido, ve la leggo proprio così perché non voglio aggiungere niente, sta diventando sempre più un circuito di recupero di imballaggi della catena alimentare, piuttosto che di alimenti scartati. Ed è quello che vi stavo dicendo. Troppo, ce n'è troppo, e un po' alla volta va eliminato. In Italia ci possiamo vantare di avere determinati primati. Siamo bravissimi, soprattutto nell'avvio al riciclo. Siamo tra i primi 3 per
raccolta differenziata per impianti di biogas e biometano, che è un po' quello di cui stiamo parlando adesso. Poi noi veneti possiamo anche dire, in Italia siamo anche tra i più bravi, quindi potrei anche crogiolarmi un po', no? Sugli allori, però in realtà non è così, perché ci sono ancora tante zone, abbiamo visto anche prima dalla mappa, dove questa cosa non si fa per vari motivi e sulla quale, secondo noi, l'attenzione deve essere veramente puntata con la luce, col faro, no? Mi sono concesso un po' il lusso di utilizzare un po' qualche titolo di film, insomma, per rendere un po' più snella la cosa, no? I rifiuti ai tempi del colera, no? In realtà non stiamo parlando del colera, stiamo parlando del Covid. E anche qui adesso vi riporto una menzione sempre di Michele Zorzi. Ci siamo accorti che il Covid non solo ha aumentato la quantità di rifiuto indifferenziabile per motivi igienico-sanitari, quindi le mascherine e altro, ma ci si è accorti che la gente ha cominciato a fregarsene. È talmente presa da 1000 cose, da 1000 fastidi che ha durante la giornata, che non dà più il peso alle cose che per loro non sono più importanti, mentre per noi lo sono. E la menzione è questa. Durante e dopo il Covid, quindi non solo nel mentre, ma anche dopo, la gente ha abbassato notevolmente la soglia di sopportazione ed è stanca anche di dover farla differenziata. Quindi, dice Zorzi, urge un ripensamento della logica delle raccolte e tornare a fare informazione. Cesaro ha seguito dal 1985, da quando è nata, sto velocissimo qui, per farvi vedere come un'azienda porta a casa tecnologie nuove e tutte queste tecnologie anno dopo anno hanno permesso la costruzione di impianti di tutto rispetto, impianti che riescono ad affrontare tutti i nuovi rifiuti che giorno dopo giorno cambiano. Questo è per esempio il nostro più emblematico caso di impianto virtuoso. Qui dentro, in 2 ettari, abbiamo biometano, biogas, compostaggio, recupero delle plastiche, il tutto finalizzato alla produzione di energia pulita e alla riduzione dei consumi, diciamo consumi, delle discariche. La nuova fonte di energia, ho ripreso una formula che voi tutti conoscete, l'organico. L'organico in realtà pochi la vedono così tra i cittadini. Noi che siamo addetti ai lavori lo sappiamo, ma l'organico è una fonte preziosa di energia perché quell'organico lì altrimenti andrebbe buttato. Ma da lì, come diceva Sesa, da una buccia di banana io posso tirar fuori energia. Energia al quadrato, cioè con altre tecnologie, come uno dei nostri macchinari che vendiamo negli impianti, riusciamo addirittura a recuperare quell'energia che rimane intrisa nelle plastiche. E questo significa più energia se io creo biogas e biometano e meno costi di smaltimento, concludendo meno costi per la popolazione. Riprendendo sempre lezioni di organico, in questo caso insegniamo attivamente alla popolazione cosa vuol dire l'organico. L'organico non è solo quella cosa che io butto lì, l'organico è energia. E noi come azienda che vende tecnologie insegniamo a chi ha gli impianti quali sono le tecnologie da utilizzare per trattare questi rifiuti. Possiamo insegnarlo anche ai comuni, alle istituzioni, però poi il passo successivo lo devono fare i comuni stessi, cioè devono cominciare a riportare sui banchi di scuola i loro cittadini, istruendoli con calma, senza demonizzare nessuno, senza accusarli di nulla, cioè accompagnarli proprio in questo percorso che li rende più responsabili, non con la punizione dal nostro punto di vista. Soprattutto in un periodo in cui
che stiamo vivendo, l'energia ha fatto capire come si possono cambiare le dinamiche. Cioè io blocco il gas e tu rimani al buio, tu rimani al freddo. E io ce l'ho questa energia a casa, ce l'ho, solo che la butto via. Quindi se i comuni e le regioni cominciano ad aumentare l'attenzione verso questo argomento e si cominciano a fare politiche finalizzate alla costruzione di nuovi impianti, gli impianti ci danno quell'energia che oggigiorno stiamo pagando, sappiamo tutti quanto, inutilmente, avendocela lì, dove la buttiamo via. Nel 2050 è previsto che il 30-40% del consumo di gas potrebbe passare attraverso queste filiere. Ad oggi in Europa, in tutta l'Europa, riusciamo a produrre più o meno quello che serve al Belgio per sopravvivere. Tanto per fare un piccolo esempio, il Belgio non è grande, però se ci mettiamo tutti, qualcosa di più viene fuori. Magari nasce una Germania di energia. In mezzo ci vuole la legge, la politica, qualcuno che faccia questo passo. E chiudo dicendovi, magari qualcuno già questi numeri li conosce, ma guardate cosa vuol dire con 1 tonnellata di organico cosa si può ottenere. Ed è lì, basta prenderlo. Grazie. Grazie. Puoi tenerlo? Grazie a tutti i relatori che sono intervenuti finora. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa di 15 minuti. Prego, Piego. Certo. Accendilo. Provo il terzo, eccolo qua. Ok. Sì, beh, per chi non mi conosce, sono Piero De Candia, rettore di Legambiente Veneto. La filiera dell'organico, appunto, la stiamo tenendo sotto una forte osservazione, e lo vediamo perché ogni anno ci troviamo qui ad Ecoforum e veramente ogni anno c'è un passo in più. Non nego che si parla ormai che dalla filiera dell'organico in qualche modo possa uscire anche di idrogeno. C'è una cosa che c'è, quindi è una filiera che è ricca di innovazione, ed è per questo che ci stiamo così attenti. È importante la cultura della qualità è fiuto, ma non solo nell'organico, in tutto, penso alla carta, penso anche al vetro, eccetera. Per cui è importante proprio questo concetto sulla qualità del rifiuto che arriva. Dall'altra parte è fondamentale che pianifichiamo bene, specialmente in regioni come il Veneto, dove ormai è abbondantemente aperta la capacità di trattamento dell'organico, che pianifichiamo bene gli pianti, dove farli, e chiedendoci anche a cosa ci serviranno e chi ci andranno a servire. La cosa bella, veramente straordinaria, è che ogni anno si aggiunge qualcuno, si creano delle innovazioni, ed è una possibilità appunto di toglierci, di staccarci un pochino dalla dipendenza del gas naturale e utilizzare una fonte rinnovabile. Grazie Piero. Grazie a tutti. Ecco, quindi ci ritroviamo qua tra circa un quarto d'ora, così possiamo continuare con la seconda sessione dedicata ai modelli e alle innovazioni nel sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti. Grazie.
Eccoci, allora siamo tornati qua per continuare i nostri lavori. Riprendiamo con la sessione dedicata ai modelli e alle innovazioni nei sistemi di raccolta e di gestione dei rifiuti verso i target di piano e gli obiettivi che sono anche stati presentati ampiamente stamattina. Qui con me mi hanno raggiunto Giampaolo Vallardi, direttore generale di Savno SRL, buongiorno. Scusate, Giuliana Davilla, responsabile qualità ambiente e sicurezza di Veritas. Walter Giacetti, direttore tecnico di Ecoambiente e Rovigo, e Massimo Buiatti, direttore servizi ambientali di Ace Gas Amga. Buongiorno. Quindi cominciamo subito da Savno. Ecco, è un'azienda del territorio che si contraddistingue da anni per l'innovazione e anche l'attenzione ai bisogni sociali, no? Dall'intelligenza artificiale con Wall-E fino proprio a una tariffa di bacino che tutela anche le fasce più deboli. Ci vuole raccontare un po' questa esperienza? Sì, innanzitutto grazie e benvenuti qua nel nostro territorio. Si può dire, no? Nel senso che sì, ringrazio Legambiente innanzitutto per l'ospitalità che ci dà e noi l'abbiamo ricambiata dal punto di vista, diciamo così, della location. Ringrazio il Comune di Conegliano e Savano, sì, siamo nel territorio, lo diceva prima il Presidente De Luca quando c'era, credo che assieme a Contarina, che con gli amici di Contarina che sono qua quest'oggi, gestiamo la provincia di Treviso e abbiamo dei numeri importanti che poi magari domani credo si scaricheranno a terra con, come si suol dire dal punto di vista agricolo, con i premi ai nostri bravi sindaci, che bravi nel senso che ci vengono dietro assieme ai nostri cittadini, che ci permettono di raggiungere queste importanti cifre per quanto riguarda la raccolta differenziata che riusciamo a fare perché ci abbiamo sempre creduto, siamo stati un po' pionieri in questa direzione nel nostro territorio, ma anche perché abbiamo sempre creduto nella ricerca e nell'innovazione. Il mondo dei rifiuti è sempre stato un mondo abbastanza, si può dire un mondo difficile, no? Nel senso che assieme al mondo dei rifiuti ci vanno sempre anche tanti ragionamenti dal punto di vista negativo. Oggi le cose stanno cambiando, la gestione dei rifiuti, l'attenzione all'ambiente anche dopo il periodo della pandemia ha cambiato un po' la mentalità di chi guarda la gestione dei rifiuti, ma anche perché soprattutto si è trasformata quell'accezione da rifiuto come qualcosa di negativo in risorsa. E quella risorsa è stata ampiamente spiegata come raggiungere l'obiettivo della risorsa dai tanti interventi che mi hanno preceduto, quindi il percorso del biometano, che non è solo biometano ma è la valorizzazione di tutta la frazione organica, quindi anche la CO2 e tantissime altre cose che andremo a sviluppare. Abbiamo annunciato l'altro giorno anche il fatto che molto probabilmente, lo dico molto probabilmente perché ancora non abbiamo la certezza, ma la decisione è già stata presa, dal prossimo anno anche noi come Savno investiremo per quanto riguarda la produzione dell'idrogeno, sul quale crediamo, no? A volte sognare è qualcosa di positivo, no? Solo i sognatori fanno fortuna, non solo i pessimisti, come dice, non fanno fortuna. Io credo che i sognatori possono far fortuna e in questa direzione come Savno ci stiamo lavorando. Siamo anche convinti che potremo farlo. E la ricerca ci ha portato anche a investire su nuovi metodi di raccolta, quindi l'automazione e l'intelligenza artificiale. Lì ci abbiamo creduto al di là di ogni aspettativa, abbiamo realizzato questo nuovo metodo per la raccolta che è stato presentato anche in Fiera a Rimini e che da gennaio diventerà operativo sui nostri territori, non solo per essere più veloci nella raccolta, ma per alleviare il lavoro dei tanti operatori che si alzano alle 4 di mattina e che in condizioni disagevoli mettono le mani nei rifiuti, quindi anche un grosso, diciamo, secondo me, vantaggio dal punto di vista igienico-ambientale, perché che è nato durante il Covid, quando nessuno, mi rivolgo ai tanti operatori, voleva più mettere le mani nei rifiuti, quindi l'idea è nata da lì. Quindi questa è Savno, è credere nei nostri tanti collaboratori che ci hanno permesso di ottenere questi grandi risultati, credere nei nostri cittadini che ci hanno dato una mano anche nell'applicazione della tariffa, che non siamo gli unici, ce ne sono tanti altri, abbiamo visto in Veneto nella tariffa unica, nel metodo puntuale, che troverà la sua esantazione poi secondo me quando
con l'intelligenza artificiale riusciremo in tempo reale a raccogliere il rifiuto e subito tutte quante le tabelle verranno aggiornate in tempo, all'interno della stessa giornata avremo sempre tutto quanto aggiornato. Quindi secondo me la vera soluzione per quanto riguarda la gestione del mondo dei rifiuti passa appunto attraverso la tecnologia, attraverso la collaborazione tra i vari enti, ne parlavamo prima, riuscire a fare squadra, ma mi sembra che il Veneto stia andando giustamente in questa direzione. Si può gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché quelle cartine che prima vedevamo a macchia di leopardo, insomma, dove c'era del verde ma c'era anche molto rosso, si può sicuramente migliorare. Continuiamo a lavorare in questa direzione e sicuramente con la collaborazione di Legambiente, che mi permetto di ringraziare, perché devo dire anche da questa collaborazione, soprattutto da questa collaborazione, alla fine siamo riusciti a raggiungere dei risultati importanti. E Savano c'è, ma ne parlavo prima anche con Contarina, probabilmente aumenteremo la collaborazione anche con i nostri colleghi della destra Piave. Altre collaborazioni le stiamo già avendo con altre province, parlo dei nostri soci sia per quanto riguarda Veritas sia per quanto riguarda Sesa. Ecco, io credo che la vera chiave di lettura, la vera chiave di soluzione per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti sia appunto questa collaborazione che si sta avendo a 360 gradi con tutte le società del territorio. Grazie. Ecco, e passiamo ora invece a Giuliana Davilla, responsabile qualità, ambiente e sicurezza di Veritas, Veneziana Energie e Risorse Idriche, Territorio, Ambiente e Servizi. Prego, no, è acceso. Ecco, Venezia, lo dicevamo già prima, no? È un territorio sicuramente complesso, sia dal punto di vista proprio della struttura, quindi lagunare, ma anche per la quantità di turisti che riceve ogni anno. Però lo dicevamo anche prima, voi gestite un'area molto più grande in cui sicuramente la situazione è particolarmente eterogenea. Sì, come si diceva prima, noi serviamo 45 comuni, quindi tutta la città metropolitana di Venezia, più il comune di Mogliano, quindi 44 comuni della città metropolitana, dove diciamo i sindaci hanno avuto fantasia nella scelta della tipologia di raccolta, per cui andiamo dai porta a porta alla raccolta mista, alla raccolta con cassonetto, e quindi abbiamo sostanzialmente un po' tutte le tipologie, così come abbiamo la TARIP applicata, a volte la TARI, insomma, quindi abbiamo una scelta ampia per poter vedere l'andamento di tutte le modalità operative. E come si diceva prima parlando con Legambiente, non necessariamente una scelta, per esempio il porta a porta, è sempre più virtuosa rispetto a quella del cassonetto, quindi dipende molto proprio dai cittadini, da come viene gestita anche l'informazione ai cittadini, insomma ci sono tante attività da fare. Ecco. Io volevo farvi vedere semplicemente diciamo uno spaccato un po' diverso rispetto a quello che abbiamo sentito oggi, perché ARPA parlava prima appunto degli impianti anche, no? Noi siamo tanti di quegli impianti di piano. Il gruppo Veritas è una società nel territorio che appunto ha gli impianti sia per il recupero dei materiali, quindi la famosa frase che si diceva prima, quando butto tutto insieme e poi dopo cosa ne fate, da noi trova soluzione in alcuni impianti che sono quello appunto adesso si chiamano Eco più Eco dal 1° di novembre, di Eco Ricicli e di Eco Progetto, dove invece in Eco Progetto abbiamo il famoso termovalorizzatore, insomma tanto contestato, ma che in questo momento sta risolvendo parecchi problemi da un punto di vista della gestione dei residui non riciclabili. E in questo caso noi in questo termovalorizzatore utilizziamo CSS, quindi non rifiuto tal quale, ma combustibile solido secondario, una sorta di pellet praticamente che fa produrre una energia, e in questo momento sapete bene quali sono le difficoltà appunto della gestione energetica, che permette a quell'impianto di essere autosufficiente. Quindi ecco, questa è diciamo così la struttura dell'azienda. Il territorio servito, appunto, come vi dicevo, sono 45 comuni, per la parte ambientale 870.000 abitanti e, come vedete, 27 milioni di presenze turistiche. Quindi non parliamo solo di Venezia, ma nel nostro territorio, che io chiamo sempre una banana sostanzialmente, tutta la parte della costa e quindi tutte le spiagge del territorio sono servite, purtroppo dico io, o per fortuna, da noi. E questo ha un impatto sia sulla produzione di rifiuti, ma anche per esempio sui reflui trattati e anche sull'acqua.
nel senso che tutti questi turisti che arrivano tutti bene o male nello stesso periodo dell'anno necessitano di grandi quantità di acqua e di grandi azioni di depurazione. Quindi è un territorio effettivamente complesso, cosa di cui si deve tener conto nelle valutazioni anche, per esempio, appunto del pro capite. Come si diceva prima, Tomiato parlava appunto delle valutazioni fatte su Venezia, ma non è solo Venezia. Ci sono tanti comuni che noi serviamo che hanno un impatto sul territorio da un punto di vista appunto del turismo, che sono molto molto elevate. Guardate, qui ho messo qualche numero interessante perché la pandemia per noi è servita da cartina tornasole, cioè noi non abbiamo in quel periodo avuto ovviamente i turisti e abbiamo potuto misurare le performance reali nelle città. Per esempio 17 milioni di presenze turistiche nel 2020 nelle strutture alberghiere erano il meno 55% rispetto al 19, quindi e una riduzione per esempio solo nel comune di Venezia del 73%. Pensate quanto incide tutto questo nella produzione di rifiuti, cioè qui l'abbiamo avuto in modo evidente, chiaro, e la stessa cosa è successa per l'acqua, quindi sia per la richiesta di acqua che per la depurazione. E qui qualche numero insomma di performance complessiva del gruppo. Diciamo che qui aiuto anche l'assenza di Michelutto, che è presidente di ASVO, perché chiaramente ASVO fa parte del gruppo Veritas e quindi queste performance sono anche le sue in qualche modo. Nel 2020 vedete 73,3% di percentuale di raccolta differenziata nell'intero gruppo, quindi considerando la percentuale di Venezia insomma una percentuale importante di differenziata, 39 centri di raccolta, quindi molto capillari sul territorio per poter aiutare il cittadino a portare quelle frazioni che non sono diciamo presenti, che non sono portabili nei cassonetti o nei bidoni di casa, e però guardate 12.000 tonnellate di rifiuti raccolti per esempio dalla pulizia delle spiagge. Quindi qui sono tutti numeri che impattano in qualche modo su questo servizio. Ecco quello che dicevo prima, qui vedete uno schema che noi abbiamo messo nel nostro bilancio di sostenibilità. Tutti i comuni che serviamo con le loro percentuali di raccolta differenziata e con la loro tipologia di servizio. Non sono, diciamo così, tutti performanti allo stesso modo, cioè non è detto che chi ha il porta a porta sia più performante di chi magari ha il cassonetto. Questo, dicevo, dipende molto da come si pone il cittadino, da come si pone per esempio la politica di quel comune, da quanto incisiva è anche proprio nelle scelte proprio la politica di gestione e di comunicazione. Questo sicuramente è un'azione importantissima, quindi questo credo sia uno spaccato importante, e anche sono dei numeri nostri che possono essere abbastanza significativi sulle tipologie. Questi sono numeri del 2020, i 9 comuni comunque premiati da Legambiente, quindi in quelli che vedevate ce ne sono alcuni che sono ricicloni, quindi come si diceva è un mix. Venezia è stata per 3 anni, e l'anno scorso ci ha rubato il primato Parma, la prima città per il terzo anno consecutivo con una ovviamente sopra i 200.000 residenti per raccolta differenziata, quindi un riconoscimento ISPRA, per cui dati che non diamo noi ma che si prendono direttamente dai sistemi informatici, e anche la prima provincia veneta per la raccolta differenziata di plastica, acciaio, carta e cartone. Insomma, quindi tanti riconoscimenti su diverse modalità di servizio. Questi ve li volevo far vedere perché sono, ecco, queste sono le innovazioni che io intendo. Sono documenti che sono messi, a parte il quadro dei trattamenti, a disponibilità anche dei cittadini per dimostrare nella massima trasparenza che cosa succede ai nostri rifiuti. Quindi abbiamo sostanzialmente tracciato tutte le filiere dei rifiuti, da dove le raccogliamo con tutte le diverse tipologie fino a dove i rifiuti vengono recuperati, e abbiamo, con una quantità enorme di analisi merceologiche, valutato per ogni comune quali sono gli errori che si fanno nel conferire nel secco delle percentuali dei materiali ancora recuperabili e quali invece sono gli errori che si fanno nelle differenziate. Quindi ogni comune ha la sua scheda dove sa su cosa potrebbe per esempio lavorare per migliorare le sue performance.
sia che sia in un recupero appunto del materiale ancora presente nel secco, sia che sia in un miglioramento delle sue raccolte differenziate, indipendentemente dalla tipologia di raccolta, ripeto, che applica. E invece l'ultimo, quello che vedete a lato, è il quadro dei trattamenti. Noi abbiamo praticamente mappato tutti i rifiuti, non solo raccolti ma anche prodotti da ogni singolo impianto, ogni singola stazione di travaso, per capire anche i nostri rifiuti come vengono gestiti, perché anche su quelli ovviamente noi dobbiamo lavorare, quindi sia verso l'esterno che verso l'interno. Le filiere tracciate rappresentano l'89% dei rifiuti raccolti, le vedete qui dove sono tracciate e su quali tipologie, non mi soffermo. Questo è l'esito di una filiera tracciata. Qui vedete in alto la parte del territorio servito, questo è lo schema della raccolta per esempio del vetro. In alto vedete il territorio servito, le frecce rappresentano le tipologie di raccolta, per esempio vetro mono, vetroplastica lattina e vetrolattine, e lo spessore della freccia è la quantità raccolta da quel territorio. Quindi come vedete sappiamo esattamente da dove raccogliamo, cosa raccogliamo, e tutto, vedete, va nell'impianto di ecoricicli per essere poi recuperato. Recuperato come? Recuperato così, all'80% recuperato. Quindi qui non stiamo più parlando, giustamente parlava prima Luigi, di differenziata e basta, ma di effettivo recupero di quel materiale. Quindi qui rientra in questa filiera anche tutto quello che di sbagliato il cittadino butta nelle altre filiere. Riusciamo a recuperare sostanzialmente tutti quei materiali che impropriamente vanno da altre parti per riportarli alla giusta filiera. Di questa che vedete ne abbiamo una per ogni materiale di cui prima, quindi ogni materiale tracciato. Di questa modalità operativa, quindi di questa capacità di tracciare nelle filiere il materiale, abbiamo diciamo così, fatto una prassi di riferimento comuni. È uscita recentemente, probabilmente l'avete vista pubblicizzata, una prassi proprio sulla tracciabilità delle filiere che prende vita dalla nostra tracciabilità, sostanzialmente poi portata da Utilitalia in Uni per diventare una prassi e speriamo probabilmente poi anche una norma, perché una norma per come tracciare le filiere di fatto non c'è e quindi questo potrebbe essere utile. Che risultati ci portiamo a casa per ognuna di queste filiere? La percentuale ovviamente di recupero vero, ma anche le emissioni di CO2 che noi risparmiamo nel riutilizzare un materiale e non partire dalla materia prima. Quindi quante tonnellate di CO2 per ogni filiera noi sostanzialmente riusciamo a risparmiare, perché è chiaro che, voi sapete bene, nel recupero non si usa la materia prima e quindi in qualche modo si risparmia CO2. E quindi in quella tracciabilità che avete visto prima non si misurano solo le quantità, ma anche tutte le emissioni, quindi dei mezzi, delle stazioni di travaso e degli impianti, sia in termini per esempio di utilizzo di gasolio, di utilizzo di energia, di utilizzo di acqua, che concorrono appunto a comporre quella filiera. Questi sono i risultati delle filiere che vedete, quindi dicono proprio quanto si recupera per ognuna, in termini ovviamente di materia, per alcuni non solo di materia ma anche di energia, e per l'organico, come diceva prima Werner, dove noi portiamo ovviamente il nostro organico perché siamo chiaramente soci con Bioman, viene utilizzata sia per produrre il compost ma anche per il biometano, ma anche appunto per l'energia e anche nel loro caso per esempio per il calore, e loro ci forniscono il biometano per i nostri mezzi, quindi anche noi stiamo trasformando il parco mezzi per utilizzarlo nei distributori di biometano che stiamo installando all'interno delle nostre aree territoriali. Quindi esattamente allineati, come si diceva prima, si deve lavorare proprio così, cioè lavorare nel territorio potendo utilizzare le migliori performance di uno per migliorare anche le proprie. E con questa io poi mi taccio. Questi sono i nostri confronti, diciamo, vedete sopra c'è Veritas, le performance di Veritas per il recupero dei materiali, in particolare imballaggi in plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone rispetto agli obiettivi europei al 2025. Come vedete sono già tutti superati. Questo non vuol dire che noi ci fermeremo, anzi, ovviamente noi vorremmo che queste performance non solo continuassero, che non è facile perché sapete che il mondo del riciclo in questo momento è in crisi per
i grandissimi problemi dovuti appunto agli aumenti dei costi dell'energia, e quindi non è semplice anche mantenere, ma insomma noi vorremmo sempre migliorare. E quindi ecco, questo è quello che mi sento di dire. La cosa che volevo invece sottolineare è che bisogna tener conto sicuramente dell'impatto nei nostri territori del turismo. Anche la Regione con il suo piano ne ha tenuto conto, ma secondo noi dovrebbe forse spingere un po' di più da un certo punto di vista, che bisogna tener conto che nelle raccolte differenziate, in particolare nel porta a porta, ci sono delle difficoltà per quanto riguarda gli addetti, anche da un punto di vista della sicurezza. Io, avete visto prima, sono responsabile, purtroppo per me, qualità, ambiente e sicurezza, quindi ho anche quella parte da tenere presente. Il porta a porta è fortemente impattante per le persone, quindi bisogna ragionare in termini anche di etica, e quindi forse dobbiamo vedere anche oltre il porta a porta. Dobbiamo vedere, forse dobbiamo proprio aprire la mente e pensare a qualcosa ancora di più nuovo. Insomma, ecco, come si diceva prima, probabilmente nuove tecnologie, probabilmente nuove metodologie proprio di raccolta. Quindi insomma dobbiamo pensare forse ancora più in grande rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Grazie, proprio per questo ci si ritrova a parlare anche di innovazioni. Grazie. E quindi proprio perché... Prego. Ci ha raggiunti nel frattempo l'onorevole Rachele Scarpa, buongiorno, della Commissione Politica Europea della Camera dei Deputati, da cui arriveremo tra poco. Mi rivolgerei invece a Walter Giacetti, direttore tecnico di Ecoambiente Rovigo. Le passo anche il telecomando. Ecco, Rovigo era un territorio che insomma qualche anno fa era rimasto un po' indietro, no? Invece negli ultimi anni c'è un progresso in questo senso. Buongiorno a tutti, non so se devo schiacciare. No, dovrebbe essere attivo, sì. Ecco, perfetto, si sente. Beh, intanto grazie a Legambiente, a partire dal suo presidente e tutta la struttura per l'invito. Mi fa piacere essere qui a parlare, e parlo al plurale come società, e che è un momento di transizione particolare. Io faccio scorrere alcune slide, ma non le seguirò pedissequamente. La provincia di Rovigo, la conoscete, è un territorio lungo stretto, 230.000 abitanti residenti, ma soprattutto quasi 1.800 km² di estensione. Abbiamo tante zone a bassissima densità abitativa, quindi una situazione importante per poi anche andare a servire tutti gli abitanti, anche dal punto di vista della raccolta. C'è una zona anche del litorale che è con una presenza turistica significativa, e quindi un territorio abbastanza complesso da servire. Io personalmente è un anno che ho preso la direzione tecnica di questa società, e ha coinciso proprio con un passaggio fondamentale della società, che era stato costruito da chi ha lavorato prima di me, e su cui la società, assieme al Consiglio di Bacino, che vedete compare nei loghi perché ho anche recuperato delle slide, ma non è un refuso, ma perché il percorso è fondamentale che venga fatto da chi decide le regole e chi poi le attua assieme, altrimenti si creano dei problemi poi anche nell'avanzamento del percorso stesso. E vi racconterò un po' a che punto siamo di questo percorso e quali sono le prossime tappe. Qua sono alcuni numeri della società, il numero forse più importante per caratterizzarla è quello del 100% del capitale pubblico, nel senso che la società è una società in house, i soci sono i 50 comuni della provincia di Rovigo, e questo ha determinato l'aspetto, diciamo, fondante del servizio che stiamo facendo, che è l'affidamento in house. No? Affidamento in house che è stato fatto a partire dal 1° gennaio del 2021 per 30 anni, quindi i comuni hanno creduto nella società. È stato un fatto storico, perché la società prima aveva affidamenti più brevi che non consentivano di pianificare, perché con tutti gli aspetti che poi ci sono, a partire da quello del finanziamento degli investimenti, che è evidentemente fondamentale. Qualche numero sui quantitativi raccolti: 123.000 tonnellate, 70%, sfioriamo il 70% di raccolta differenziata. Questo è il dato 2021 con il metodo ISPRA.
Le condizioni per lo sviluppo dei servizi, avevo iniziato a raccontarle, sono intanto i comuni hanno avuto fiducia della società, hanno fatto un affidamento di lunga durata, hanno fatto un affidamento in house, hanno creduto che la società potesse affrontare le sfide che poi sono state poste dal Consiglio di Bacino con il piano d'ambito. Questo sembra un passaggio, come dire, lineare, semplice, in realtà è veramente il caposaldo della gestione per quello che abbiamo potuto vedere, perché 50 comuni, di cui 42 sotto i 5.000 abitanti nel nostro territorio, con tutte le difficoltà che hanno i comuni, la frammentazione anche politica inevitabile di un territorio, se non c'è una visione di gestire in modo comune la gestione dei rifiuti, non porta, secondo me, è la premessa, come giustamente dice la nostra legge regionale, come il piano d'ambito, il piano anche regionale, diciamo, punta, e penso sia stato detto, sono arrivato in ritardo anche da chi ha fatto il ragionamento sulla governance del Veneto, è un aspetto fondamentale. Quindi la prima innovazione è l'innovazione della governance, ancora prima che tecnologica. Le tappe fondamentali, la costituzione del Consiglio di Bacino, 2017, il piano d'ambito 2020, l'affidamento in house dal 30 gennaio del 2021, in mezzo c'è la redazione del piano industriale, con un piano industriale anche molto dettagliato, con l'individuazione di tutto quello che doveva essere fatto per arrivare a raggiungere gli obiettivi che sono stati previsti dal piano d'ambito. Adesso 20% riduzione di rifiuti, 65 kg pro capite anno di rifiuto secco residuo, quindi obiettivi molto ambiziosi, addirittura migliorativi in questo caso rispetto a quelli del piano regionale, che poi è successivamente intervenuto, 80% di raccolta differenziata nel breve termine, che viene ovviamente adesso adeguato all'85% previsto per il territorio della provincia di Rovigo dal piano regionale. E non ultima obiettivo, l'introduzione della tariffa puntuale corrispettiva in tutto il territorio. Quindi questi sono dei caposaldi della nostra gestione. Qui ci sono alcuni numeri, lo stato di fatto rispetto agli obiettivi che abbiamo diciamo nel breve da piano d'ambito e da contratto di servizio. Il piano d'ambito ha posto gli obiettivi che sono diventati parte integrante del contratto di servizio della società, con addirittura ci sono delle penali in caso di mancato raggiungimento rispetto agli obiettivi fatti. Quindi un contratto di servizi che si caratterizza con una forte valenza ambientale anche nel rispetto dell'orientamento della società, perché assieme ovviamente a tutta una serie di standard di servizio questo è un elemento chiave. Per andare velocemente, siamo nella scaletta, diciamo, delle tappe a una fase fondamentale che è avvenuta ieri l'altro, il 30 novembre, cioè l'approvazione del regolamento unico tariffario, quindi non solo tariffa corrispettiva, ma tariffa unica in tutto il territorio. Ovviamente tariffa unica a parità di servizio, laddove ci sono delle differenze di servizio che sono peraltro molto marginali, ci sono tariffe diverse a livello comunale, o ci saranno, perché noi iniziamo con la tariffa del 1° gennaio del prossimo anno su metà del territorio, l'altra metà verrà fatta nel 2024. Sono i primi 21 comuni, l'Alto Polesine, il comune di Rovigo, e poi l'intero territorio verrà, diciamo, traguardato nel 2024. Questo, quindi siamo, diciamo, all'inizio di un percorso che in realtà è già iniziato sostanzialmente dal 2021, perché poi tutte le attività preparatorie, distribuzione dei contenitori, insomma, non entro nel merito di gestioni che sono ormai note, associazione, banche dati, migrazione banche dati dei comuni, insomma c'è un lavoro enorme che deve essere fatto anche nei confronti dei singoli comuni. La tariffa puntuale sarà la prossima tappa, ormai a breve, nel giro di alcune settimane avremo la tariffa approvata per il 2023. Le scelte le stavamo già dicendo, lo ribadiamo, unico gestore del servizio integrato su tutto il territorio, quindi gestione integrata, anche questa è una scelta importante, perché non tanto in Veneto, ma a livello nazionale si discute, no? L'integrazione o la disintegrazione, così in termini del servizio. Ecco, si è creduto nella gestione integrata, quindi il gestore applica e riscuote la tariffa,
fa la raccolta e lo spazzamento e gestisce anche gli impianti con un piano industriale che prevede anche un'infrastrutturazione impiantistica laddove mancante, perché dobbiamo chiudere alcune filiere nel territorio. Gestione unitaria del servizio, stesse regole, stesse modalità, ovviamente adattate alle particolarità territoriali, ma all'interno di un quadro unico. E tariffa corrispettiva, l'abbiamo detto. Il sistema della tariffa è quello, diciamo, ormai prevalente nel Veneto, non spendo più di una parola, bidone con la matricola, l'associazione con l'utenza e quindi misurazione del volume sostanzialmente. E il modello di raccolta, ecco, questo è il modello di raccolta domiciliare scelto per tutto il territorio, con una calibrazione di frequenze, diciamo, adatta a un territorio che per lo più è a bassa densità abitativa, con una serie di variazioni di frequenza, di innalzamento di frequenza nelle zone a più alta densità abitativa, quindi sostanzialmente le città Adria, Rovigo e qualche altro comune, e con una particolarità per il centro storico di Rovigo, dove rimane, diciamo, in via transitoria almeno un sistema stradale col sistema del limitatore volumetrico e quindi con le tessere accesso, ma riguarda, diciamo, meno del 5% della popolazione a livello dell'intera provincia. Un altro aspetto importante è il focus sugli investimenti. Il piano d'ambito nella sua durata prevede 224 milioni di euro di investimento, un valore del contratto che è stato di 1,2 miliardi di euro, uno dei più importanti contratti fatti a livello nazionale. Ovviamente la durata è un dato fondamentale perché il territorio sono 220.000 abitanti, ma è un contratto veramente storico per il territorio. Ci ha consentito di chiedere ovviamente i finanziamenti alle banche per poter fare valore fondamentale. Il contratto è un valore enorme in questo caso per fare gli investimenti che sono molto importanti. 70 milioni di euro sono sui primi 5 anni del coso, ne abbiamo fatti diversi, quindi c'è veramente uno sforzo notevole, un costo medio che è previsto stabile e che noi stiamo rispettando i valori contrattuali fissati nel 2020 sostanzialmente, e chi è del settore sa quanto difficile è rimanere dentro a dei valori contrattuali fatti 2 anni fa, perché ci sono stati degli adeguamenti enormi ai costi, quindi abbiamo cercato di efficientare per non, in questa fase molto delicata, non ribaltare adeguamenti sul cittadino. Ce la stiamo facendo con molta fatica, però per quest'anno riusciamo a mantenere il valore contrattuale, non sappiamo quanto riusciremo a tenere con questo trend, speriamo che vada ovviamente a migliorare. Per andare velocemente, insomma, sportelli, quali sono altri elementi? Sportelli della società, quindi passiamo da 50 gestioni comunali a degli sportelli gestiti dalla società, sono 12 sportelli in tutto il territorio, con ovviamente tutta l'infrastrutturazione che ha lo sportello, che deve avere anche dal punto di vista tecnologico. Puntiamo molto sulle app, anche per avere l'accesso dei cittadini a tutti i servizi che dà la società, anche la modulistica e quant'altro. Impianti, ecocentri, base operativa, una ventina di ecocentri, 7 nuovi ecocentri previsti, per cui abbiamo fatto richiesta anche al PNRR. Attendiamo prima di Natale, come sapete, che il Ministero si esprima, è già un po' di volte che c'è la proroga. E poi gestione flotta aziendale, misurazione, passo veloce, tariffazione puntuale. Tutti questi sono schede che poi abbiamo fatto per i progetti PNRR e siamo in attesa, ma sono investimenti che stiamo di fatto già facendo, perché sono gli assi portanti della tariffazione puntuale, campagne comunicative, e vado a chiudere, insomma, con slide che passiamo velocemente, per dire come sarà costruita, solo un flash, la tariffa che è stata appunto approvata con regolamento proprio 2 giorni fa. Tariffa base uguale per tutte, unico piano economico finanziario, quindi unico ambito tariffario, e una tariffa che prevede la misurazione del secco residuo, quindi una parte centrale sul numero di svuotamenti. Ci sarà anche una tariffa flat per i servizi di rifiuti riciclabili,
Una cosa importante è la riduzione per chi aderisce al compostaggio domestico, che nel nostro territorio ha una valenza importante e viene promosso anche con una riduzione significativa della quota variabile, vedete meno 30%, e chiudo con un flash sul discorso del verde che ha attualmente una valenza diciamo in termini di tonnellaggio importantissima, per una storicità che c'è stata, dove il servizio pubblico ha tirato su tutto il verde sostanzialmente che trovava. Si passa al sistema meccanizzato, quindi al bidone che viene personalizzato e dato ad ogni utenza, e non più al sistema sacchi, che ormai è assolutamente obsoleto per i motivi che conosciamo tutti, e con una tariffa specifica per il servizio del verde. Questo servirà anche per contenere la quantità, che è enorme, e il piano d'ambito, il piano industriale, prevede una riduzione molto importante delle quantità di verde che verranno successivamente intercettate, favorendo da un lato il compostaggio domestico, dall'altro i conferimenti al centro di raccolta, perché è sostanzialmente una criticità, anche se sui numeri della differenziata ma li porta su, però il nostro obiettivo è tirare su quello che è necessario tirare su e non andare a intercettare magari del verde pseudo-agricolo, ecco, chiamiamolo così. Io chiudo, qua ci sono alcune immagini perché è giusto lasciare lo spazio al resto della discussione. Grazie. Grazie. E ci rivolgiamo quindi a Massimo Boiatti, direttore servizi ambientali di ACE Gas AMGA, ecco, APS AMGA. E Padova, lo sappiamo, è tra le città italiane che la Comunità Europea ha individuato, no, per diventare carboneutrale entro il 2030. Come intendete lavorare in questo senso? Quali strategie sono state messe? Benissimo, grazie. Intanto un buongiorno, benvenuti a tutti. Un grazie sicuramente a Legambiente e un grazie anche a Safno, che immagino ci ospita qui oggi in questa location, a casa loro quasi, insomma. Ecco, allora oggi naturalmente questo intervento mio non è un intervento cui ho portato slide, e volevo andare a fare un focus su quelli che sono 3 ambiti, infatti l'ambito, quello del Padova 2030, e altri 2 ambiti che sono stati toccati negli interventi di oggi, quindi volevo fare una piccola premessa. Allora, noi viviamo in un periodo di cambiamento forte su quelle che sono le nostre attività, e volevo dire, che è stato forse anche menzionato oggi, abbiamo un cambio forte, quello di ARERA, no? che nel corso di questi ultimi anni, negli ultimi 4 anni, è intervenuta in quelli che sono le logiche legate all'MTR, l'MTR 2, a tutti quanti noto, e invece con la delibera 15 a inizio anno è intervenuta con quella che è una logica della qualità, quello che si chiama il TQRIF, quindi un testo unico con una qualità standard per tutti quanti. Questo diciamo che dal nostro punto di vista è un momento di discontinuità forte, che entra in vigore con il 1° gennaio del 2023 in maniera soft i primi 2 anni, e siamo anche fortunati. Qui penso che però impone un modo nuovo di fare le nostre attività. Uno, perché impone una cosa che andiamo a fare già, impone di fare una pianificazione, impone dopo di fare un'attività legata alla gestione dei dati e alla rendicontazione, e dopo quello di dare una volta all'anno tutti questi dati a un ente terzo, dare i dati a ARERA. Allora, questo è un procedimento che è piuttosto complesso. Io, come avevo detto ad alcuni colleghi in pausa, vengo da quello che è un mondo reti che opera in questo mondo gas, energia elettrica, idro, da un 20 anni circa, quindi è un cambio tecnico, quindi sicuramente con investimenti importanti che tutte le nostre aziende si hanno fatto in quelli che sono gli ambiti di digitalizzazione, però è anche un cambio che è culturale, perché noi, le nostre aziende, storicamente sono delle aziende che fanno, quindi sono delle aziende che hanno come mission il fare, quindi la efficacia, quindi andare a sistemare le cose. Ecco, diciamo che un altro mestiere è il rendicontare, perché quello che è dopo una rappresentazione fatta bene di quello che viene fatto in campo sulle piattaforme è un cambio che è anche culturale. Quindi volevo dare un focus su queste 2 cose, con il TQRIF e ARERA, che portano un cambio sia in quelli che sono i contenuti di tecnologia, però anche un cambio che è culturale nelle nostre aziende, nelle nostre persone, sui fornitori.
Altro ambito, secondo me, importante, che è stato detto, che siamo tardi un po' perché diciamo, gli esiti del PNRR adesso sono stati spostati al 20 dicembre e questo penso che sia un percorso che tutte le nostre aziende hanno fatto in quest'ultimo anno, un percorso di partnership con il territorio, perché naturalmente questi sono percorsi che abbiamo fatto nei primi mesi del 2022 fatti a 4 mani e quindi qui naturalmente entriamo in logiche di accelerazione importante degli investimenti. Ecco, questo noi a Padova come CEGAS a PS Amga, ecco, nel caso di vincita di questi bandi, diciamo che andremo a mettere a terra quella che è il concetto di isole smarti, quindi come hanno raccontato anche i colleghi, con dei cassonetti che hanno un controllo per quanto riguarda la parte di accesso anche, diciamo, attraverso tessere, attraverso app, e quindi qui un'altra volta una componente digital che entra in modo importante. Vado qua a fare un piccolo focus o un inciso sul tema app che non è solo uno strumento dal nostro punto di vista attraverso il quale io apro un cassonetto, consulto un qualcosa, ma può essere una cosa, può essere anche uno strumento molto importante attraverso il quale noi andiamo anche a fare della attività push, no? Quindi spingo quello che è un cittadino a un comportamento, e quindi questa quella che è una nostra vision da qui, ecco, diciamo al 2026, che è il nostro piano industriale. Ora vengo invece al terzo punto, il punto di incipit, che è il tema legato alla sostenibilità. Quindi abbiamo visto oggi delle cose molto importanti, quindi il biogas, il biometano, ecco, che stanno spingendo in maniera importante. È un cambio questo, e allora effettivamente bisogna dire che le nostre aziende hanno anche obblighi, no? Perché sapete che è venuto fuori in giugno, sono venuti fuori in giugno e si applicheranno nei prossimi giorni i nuovi CAM, i criteri ambientali minimi, per quanto riguarda il nostro settore, e quindi anche noi con obblighi sempre molto, diciamo, spinti su quello che è il tema degli acquisti verdi. Ecco, questo è un percorso che stiamo facendo. Sapete che c'erano i CAM prima che però spingevano poco, e quindi qua c'è un obbligo di norma, quindi con quelle che sono le nostre gare, diciamo quelle passive, quindi andiamo ad acquistare un qualcosa, e le gare attive in cui magari andremo a partecipare anche ad alcuni bandi. Qui il tema è nuovo, in particolar modo a Padova, perché il fatto di essere a impatto zero al 2030, è stato detto ora che Padova deve essere una città che è carbon neutral al 2030, io non dico qua che è mission impossible, però insomma, ecco, è una sfida forte, questa sfida che naturalmente non è una sfida che fa il comune solo, non è una sfida che fa CEGAS APS Amga, ma è dal nostro punto di vista una sfida che è legata al mondo delle partnership. Quindi è stato detto qua in vari punti oggi, la partnership sul territorio è diciamo sicuramente la leva molto importante per dare seguito a questi obiettivi sfidanti. Chiaro che poi dentro, per andare a fare tutte queste cose, il tema della tecnologia, il biometano, i mezzi elettrici, sono tutte delle componenti che in quello che è il piano industriale andremo a mettere a terra. Grazie. Grazie. Allora, aspettiamo di vedere i risultati. Ecco, allora, onorevole Scarpa, riuscite a sentire anche alcuni degli interventi, no? Quindi le chiediamo ovviamente come può muoversi la politica per garantire l'efficienza sul territorio, e poi anche prima qualcuno aveva accennato anche alla nuova proposta della Commissione europea sugli imballaggi, no? E anche su questo, proprio facendo parte della Commissione Politiche Europee, le chiederemo magari di farci un quadro. Dovrebbe avere il microfono anche là, così? Grazie. Ok, allora buongiorno a tutte e tutti, grazie per questo invito oggi. Cerco di darvi uno sguardo su più fronti, in realtà da profana, da non tecnica, diciamo, del tema, però credo che sia assolutamente anche una questione di sguardo politico che si dà alla questione, sicuramente con la prima consapevolezza che la gestione dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti è uno dei grandi indicatori della qualità della vita delle persone nelle città, e che quindi sicuramente come ci si muove in questo senso ha un impatto, e che l'Europa dà delle direzioni
anche piuttosto chiare e piuttosto precise. E io in generale, nella mia piccola esperienza personale, ho visto l'impatto che ha avuto su Treviso, la mia città, il passaggio alla differenziata, e come questa cosa poi sia entrata anche nella consuetudine delle persone. Quindi vedo le mosse che sta facendo in questo senso l'Unione Europea come un incentivo a colmare i divari e le diverse velocità che noi abbiamo sia sul territorio regionale, per quanto il Veneto si possa assolutamente dire un'eccellenza su questo fronte, sia sul territorio nazionale, dove invece il divario pesa di più. In questo momento l'Unione Europea, sicuramente lo sapete meglio di me, sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere una transizione verso l'economia circolare. In particolare nel PNRR ci sono proposte per oltre 12 miliardi sul riciclo, sulla gestione dei rifiuti, e fondi per 2,1 miliardi di euro, di cui per quanto riguarda il Sud appunto il 45% delle soluzioni dei progetti proposti va a insistere sui fondi del PNRR. Sicuramente c'è un grande divario e si spera che il PNRR lo vada a colmare, ma grande anche l'interesse, insomma, dimostrato per il centro e per il nord. Le linee di investimento di questi 2 miliardi di euro sono 1,5 miliardi sull'attività e la gestione dei rifiuti e 600 milioni su progetti faro che vadano a incentivare l'economia circolare. In questo momento è in corso la valutazione delle prime 2 graduatorie, quindi si aspetta, insomma, ancora la conferma dell'assegnazione di questi fondi. Sono relativi alla linea di intervento da 450 milioni sugli impianti del riciclo dei rifiuti e invece a una linea da 150 milioni sui progetti faro. Mentre al nord si può parlare di ottimizzazione e miglioramento, purtroppo al sud siamo in una situazione in cui si parla di come evitare di fare nuovi inceneritori. Quindi sicuramente è un divario che va colmato, ma io credo che su questo la politica dovrebbe impegnarsi per una progettazione che vada un po' oltre l'emergenza. Purtroppo anche l'orizzonte del 2026 in questo senso non è un orizzonte di lunghissimo respiro, quindi abbiamo la grande esigenza di cominciare a buttare le basi nella progettazione per far sì che ci siano dei progetti preliminari e che diano un po' di orizzonte in più, altrimenti il rischio italico che si corre è sempre quello di inseguire l'emergenzialità e su questo auspico anche che si saprà andare anche ora a livello, insomma, governativo, oltre al campanilismo politico per cui una proposta a difesa dell'economia circolare o della sostenibilità ambientale è identificata come una proposta partigiana, una linea di investimento partigiana per cui bisogna tirarsi indietro, ma auspico che ci sarà, insomma, collaborazione e dialogo. Sulla normativa sugli imballaggi, la Commissione europea in questo momento ha predisposto questa bozza di regolamento sugli imballaggi con una differenza rispetto alle solite direttive europee, ossia il fatto che lo fa con un atto di diritto, quindi non con la solita direttiva ma con un qualcosa di più stringente, e l'indirizzo è quello di incentivare il riuso rispetto al riciclo, cosa che mi rendo conto è stata percepita con una certa reazione, insomma, da tutto un compartimento italiano del riciclo, perché è una filiera molto consolidata, appunto lo vedevamo illustrato adesso, con 6 milioni di lavoratori e con comunque un'industria per il riciclo che è molto avanti, soprattutto sia sulla carta che sulla plastica. Io credo che sicuramente la pratica del riciclo per la plastica a perdere sia la strada giusta, però
credo anche che la situazione generale di inquinamento da plastiche che noi viviamo non ci permetta politicamente di mettere in concorrenza il riuso con il riciclo. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di andare oltre, e sarà una questione di gestione politica globale e di continua innovazione gestionale, quindi una sfida che tutto il settore insieme alla politica, insieme all'Unione Europea dovrà affrontare. Altri fronti su cui si può fare qualcosa in questo ambito, appunto vado per stimoli sparsi. Io credo che ci siano, si potrebbe parlare appunto di progettazione di prodotti più sostenibili, di riduzione dei rifiuti, di maggiore potere, responsabilità e quindi consapevolezza da dare ai cittadini. Le linee di intervento sono tantissime. Sicuramente lo sguardo e l'orizzonte è quello di andare sempre di più verso un modello di economia circolare, dove si rimuovono gli ostacoli non tecnologici a questo modo di produrre e di riutilizzare, ma dove anche si prende atto che ci sono dei problemi antichi che vanno risolti. Insomma, anche qui, sempre un po' da profana, vi parlo del problema che ha vissuto il mio territorio. Io credo che in un'ottica di progresso, in questo senso, dovremmo prenderci la responsabilità politica di risolvere le gravi situazioni di inquinamento da discariche che si sono verificate, che hanno causato tutto il problema del percolato, no? Che ha inquinato le falde acquifere di diversi comuni, ad esempio del Trevigiano. In questo senso sicuramente vanno incentivati i controlli, ma fatti non solo in ottica punitiva, ovviamente chi inquina paga, ma anche in un'ottica di far funzionare bene i processi e sganciarli da un'ottica che è esclusivamente quella dell'utile della produzione, che si dimentica della sicurezza e della salubrità degli ambienti e del territorio. Poi bisogna guardare al futuro per davvero, quindi bisogna ragionare su come si sviluppa un vero processo culturale, e infatti su questo senso condivido molto quello che è stato detto poco fa. La responsabilizzazione del consumatore è sicuramente centrale, ma sappiamo che non è un processo individuale, ma è una questione di progettazione politica e amministrativa della vita collettiva. Quindi non è secondario l'investimento che noi ci diciamo, almeno tra parole, di voler fare nelle scuole, nella formazione, nell'educazione, nella comunicazione di come si fa la differenziata, di come si ricicla e di come si produce rifiuto da cittadini consapevoli. L'ultimo fronte che è stato citato anche prima è quello amministrativo, con i criteri ambientali minimi che appunto rinnovati vanno fatti rispettare appieno. Io credo che appunto serva sempre avere uno sguardo d'insieme in questo senso, che tenga insieme le direttive e le direzioni chiare che ci arrivano dall'Unione Europea, la capacità di utilizzare bene e tutti i fondi che arriveranno dal PNRR, di magari promuovere anche a livello regionale con dei bandi, con delle iniziative, tutte le pratiche migliori in questo senso, e di tenere un occhio vigile a quelle che sono le innovazioni positive che ci sono sul territorio, fare ricerca, finanziare ricerca e promuovere educazione. Moltissime cose. Mi auguro insomma che su più fronti, non solo nella mia commissione ma anche nelle altre, ma anche da parte delle altre parti politiche, ci sarà interesse ad agire in questo senso, appunto perché anche così noi misuriamo il nostro benessere, la qualità della nostra vita e il bene comune, diciamo. Grazie, prego, grazie.
molte cose, come diceva, ma insomma anche noi ci auguriamo che siano tanti stimoli da poter, obiettivi da raggiungere, no? Ecco, sicuramente. Io vi ringrazio di aver dato il vostro contributo, vi invito a lasciare le sedie a Paolo Giandon, direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto, e Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente, che potranno concludere i lavori di questa mattinata. Se volete avvicinarvi così, sì. Ah, ok. Allora il presidente si mette di qua. Ti ha lasciato il posto qua. Allora, direttore, abbiamo sentito tante esperienze, no? Questa mattina, tanti stimoli. Sì, in effetti esperienze diversificate, però devo dire che si percepisce da tutti gli interventi una grande sintonia rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire, nel senso che non si mette più in discussione, no, il fatto di dover massimizzare il recupero, massimizzare con tutti i mezzi e con ogni possibilità la riduzione del rifiuto residuo che poi non si sa come gestire e inevitabilmente genera impatti ambientali, anche se gestito correttamente. Quindi in questo senso devo dire che anche da parte regionale, il piano regionale credo abbia ben interpretato questa sensibilità che si è andata creando e questo comune intento, insomma, no, a perseguire questi obiettivi. È da evidenziare però, e credo che dagli interventi, insomma anche dagli ultimi interventi e le esperienze riportate, è da evidenziare che la nostra regione ha un territorio molto diversificato e questo, diciamo, valorizza ancor più i risultati che sono stati raggiunti nella nostra regione, perché, come è stato ben detto, abbiamo aree in cui la presenza turistica è molto forte, con tutte le difficoltà che sappiamo questo può creare, aree ad alta densità abitativa, aree rispetto invece ad altre con una densità abitativa bassa, aree in cui la presenza anche di attività produttive è molto forte, quindi sono tutte complicanze queste, molto anche diverse tra loro e quindi difficili da gestire, che hanno portato sul nostro territorio al realizzarsi di esperienze diverse, cioè ciascun bacino ha adottato proprie soluzioni specifiche che probabilmente solo nell'ultimo periodo stanno andando ad unitarietà, nel senso che anche da quello che è stato riportato, cosa che è stata anche secondo me poi che si trova anche nel piano regionale, alcune linee comuni sono diventate dei capisaldo, insomma, no? Anche quello che è riferito Ingegner Giacetti rispetto all'esperienza di Rovigo, prendo solo un esempio, insomma, penso che dia chiaramente l'indicazione di quali sono le modalità di governance da un lato, quali sono gli obiettivi e quali sono poi gli indirizzi anche in linea col piano regionale, talvolta anche obiettivi più stringenti rispetto a quelli che sono stati definiti dal piano. E quindi da questo punto di vista, insomma, non si può che esprimere. D'altra parte esprimere, diciamo, una positività, insomma, no, di quello che sta accadendo nella nostra regione. D'altra parte insomma, è stato ribadito anche mi pare stamattina che dallo stesso governo, cioè dal Ministero della Transizione Ecologica, nel momento in cui è stato approvato il Piano Nazionale dei Rifiuti, quella del Veneto, insomma, è stata indicata come un'esperienza così da portare ad esempio, e di questo dobbiamo anche andare fieri. Resta molto lavoro da fare in ogni caso. Volevo solo, così per concludere, rispetto al tema dell'innovazione, far presente alcune cose, prendendo spunti appunto dagli interventi che si sono succeduti. Il primo aspetto è quello del tracciamento delle filiere e ritengo che questo sia in effetti un punto importante che coinvolge da un lato le filiere come le intendiamo sul fronte dei rifiuti urbani, quindi diciamo le filiere delle matrici da recuperare, no? La plastica, la carta, eccetera. Però deve essere un ragionamento poi, e quindi il tracciamento delle filiere
ti permette, ma anche l'ingegnere Tomiato è entrato in questo ragionamento, ti permette di massimizzare il recupero perché capisci quali sono i percorsi che vengono fatti e quali sono poi anche le modalità per rendere questi percorsi più virtuosi. Però c'è da fare anche il parallelo delle filiere produttive, là sì che bisogna parallelamente fare di più sul fronte delle filiere produttive perché il recupero anche dei rifiuti urbani possa essere massimizzato. Mi spiego, in una logica di economia circolare bisogna partire dalla progettazione dei prodotti per, diciamo, avere poi una capacità di intervenire su quello che residua a fine vita del prodotto. Quindi questo approccio va perseguito di innovazione sia sul fronte dei rifiuti urbani, parallelamente anche sul fronte delle attività produttive, e rispetto al PNRR che è stato citato teniamo ben presente che ce ne sono due che riguardano i rifiuti urbani e il liegato, cioè gli ambiti, però ce n'è una che riguarda le imprese e io mi auguro che lì ci sia veramente diciamo, che anche su quel fronte ci sia stata, come sul fronte, diciamo, dei soggetti pubblici, una richiesta di sostegno e delle progettualità che consentano di fare dei passi in avanti sul fronte dell'economia circolare, perché è importante. Noi stessi poi come Regione nel FESR, nella programmazione comunitaria dei fondi regionali 21-27, abbiamo inserito un'azione di economia circolare che prevede anche là due filoni di finanziamento, uno riservato proprio diciamo, agli enti di governo degli ambiti ottimali, l'altro riservato alle imprese, proprio perché riteniamo che sono due aspetti importanti. E ultima cosa che volevo dire è quello, si è accennato ad ARERA, ecco, è solo un auspicio, cioè non vorrei che ARERA e le sue normative diventassero, anziché un incentivo a far meglio, un intralcio a realizzare quello che di buono abbiamo intenzione di realizzare, perché il rischio c'è sempre, cioè purtroppo ARERA interviene spesso come un'autorità che agisce d'imperio. Sono rare, insomma, e difficoltose anche gli ambiti, i momenti di confronto e di lavoro insieme, quindi l'auspicio mio è che, insomma, si aumenti questa capacità di ascolto reciproco, perché credo che ARERA abbia molto da ricevere. Sì, è vero che è da molti anni che agisce sul fronte delle altre reti, l'idrico, l'energia, eccetera, però insomma dobbiamo prendere atto che la filiera dei rifiuti è piuttosto diversa dalle due precedenti e che ha necessità anche sì di recuperare le esperienze già fatte sugli altri fronti, ma anche di tener conto delle specificità di questa filiera e soprattutto delle esperienze positive e virtuose che nei territori si sono già consolidate. Quindi da questo punto di vista, visto che la tariffa unica ad esempio è uno dei nostri obiettivi importanti, sì, è una tariffa rispetto agli impianti, ma ha delle ricadute certamente anche sulla tariffazione poi dei servizi. Insomma, spero che ci possa essere un utile confronto con ARERA perché si possa realizzare nel migliore dei modi sia gli obiettivi che ARERA si pone, che comunque sono condivisibili, che quelli che ci poniamo noi e che abbiamo descritto stamane. Insomma. Grazie. Grazie anche per un po' diciamo sì, la sottolineatura, no, di tanti temi che sono usciti stamattina. Quindi Presidente, abbiamo visto tante esperienze con lo sguardo verso il futuro, ancora tanti impegni per quello che ci sarà da fare, alcune criticità, la situazione è comunque ancora molto eterogenea, no? Come possiamo chiudere un po' questa sessione di lavori? Sì, innanzitutto saluto tutti, buongiorno e ringrazio Legambiente Veneto, Gigi, Piero, insomma tutto lo staff di Legambiente Veneto per questa nuova edizione dell'Ecoforum, una degli strumenti associativi a cui teniamo di più perché, insomma, come emerso anche stamattina, come emergerà nel pomeriggio e domani mattina, è l'esempio plastico della nostra modalità di azione. Individuiamo quelli che secondo noi sono gli obiettivi da perseguire e costruiamo l'alleanza per raggiungerli, e su questo chiuderò poi. Innanzitutto parlare diciamo di economia circolare in Veneto è sempre un po' particolare. Questa è terra di primati e
credo che valga la pena ricordare sempre che questa è la parte del paese che ha permesso all'Italia di diventare quell'esempio che spesso raccontiamo noi, che non raccontano i media, di esperienza di economia circolare più avanzata a livello internazionale. Perché giustamente ricordiamo sempre i guai della gestione dei rifiuti di Roma, della gestione dei rifiuti siciliani, però credo che sia sempre importante, e questo lo facciamo sempre con grande evidenza, ricordare anche quelli che sono i primati che noi possiamo esprimere. Anche per ricordare all'Europa che non siamo solo il paese della condanna col pagamento di multe per le discariche abusive non bonificate, oltre a quella su gli impianti di depurazione non realizzati o l'emergenza rifiuti Campana, ma siamo anche terra, e questa è una terra che ha permesso all'Italia di fare meglio di altre situazioni a livello europeo. L'economia circolare del Veneto è più avanzata dell'economia circolare di tanti Länder tedeschi, e credo che questo noi dobbiamo ricordarlo, sottolinearlo, rivendicarlo, e dobbiamo ricordarcene. Però, come succede sempre, insomma, come succede a chi vince la medaglia d'oro, salto in alto alle Olimpiadi, e poi insomma chi ha vinto la medaglia poi vuole fare gli ultimi salti per provare a fare il nuovo record mondiale. E credo che la prestazione di questa regione sull'economia circolare imponga di porsi, nonostante i risultati straordinari raggiunti, non in tutta la regione, ci arrivo fra un attimo, credo che si debba porre nuovi obiettivi, per certi versi per anticipare, e questa è una sfida concreta, quello che sarà poi il futuro aggiornamento del pacchetto di direttive sull'economia circolare. Perché insomma, come sempre, l'Europa definirà nuovi step, non sarebbe male avere questo territorio come campo pilota per dare nuovi obiettivi del futuro aggiornamento del pacchetto di economia circolare per tutto il resto del continente europeo. Torno in Veneto. È chiaro che l'opera è un'opera molto importante che va però completata. È stato detto in diversi degli interventi stamattina. Il nuovo piano regionale indica una strada per fare i nuovi step, gli ulteriori. Io sono particolarmente grato a Legambiente Veneto, che insomma ha dato un contributo nella migliore esperienza associativa, con le 12 proposte che lanciammo nella fase di discussione e precedente all'approvazione del piano, per indicare quali erano secondo noi i pilastri fondamentali su cui costruire il nuovo piano regionale, e quindi insomma, come sempre ci siamo spesi, ci siamo esposti anche noi per indicare la strada, e devo dire che insomma la Regione Veneto, in un lavoro di interlocuzione molto positiva, ha preso in considerazione diversi dei nostri spunti. Non c'è solo ovviamente da definire nuovi obiettivi, e questo è stato fatto con il nuovo piano regionale, bisogna anche far diventare, insomma c'era una delle presentazioni dove si vedeva la regione Veneto con le aree verdi e le aree rosse. Ecco, l'obiettivo è quello di far diventare verdi anche le aree rosse che ci sono sul territorio regionale. Ci sono alcuni capoluoghi che fanno più fatica e bisogna spingerli, sollecitarli a fare meglio, perché si può fare, e c'è da affrontare con ormai quelle che le esperienze consolidate hanno dimostrato poter raggiungere anche obiettivi importanti, quelle aree dove oggettivamente c'è una forte presenza turistica, che però anche in queste situazioni insomma si possono mettere in campo quegli strumenti, quelle modalità gestionali per permettere di dare l'ulteriore spinta anche a queste aree del Veneto.
E ovviamente, insomma, non sto, la ricetta dell'associazione la conoscete, la raccolta differenziata domiciliare, la tariffazione puntuale. C'è una frase che condivido molto dell'intervento di Gigi Lazza, il nostro presidente regionale, che sta in cartellina, quando parla della necessità di differenziare tutto il differenziabile, perché c'è una parte che sta nell'indifferenziato che non dovrebbe star lì, e questo permette di intercettare quelle frazioni che ancora sfuggono per diversi motivi, ed è un lavoro che noi dobbiamo, come dire, fare in questo territorio, puntando sulla massimizzazione del riciclo e sulla qualità, che ovviamente è una condizione, diciamo, imprescindibile per fare in modo che poi gli impianti di riciclo su cui si fonda, è uno dei pilastri su cui si fonda il pacchetto dell'economia circolare, impianti industriali di riciclo, il pacchetto di direttive approvato pochi anni fa in sede comunitaria, che poi abbiamo recepito con la norma nazionale. A proposito di qualità e massimizzazione del riciclo, permettetemi di fare una piccola, diciamo, puntualizzazione su un tema che in alcuni territori è diventato oggetto di grande scontro. Mi riferisco all'aumento della quantità dei manufatti in plastica compostabile, che darebbe problemi agli impianti di compostaggio e di gestione anaerobica. Questo è diventato, come dire, in alcuni territori, questa è una polemica che nasce da qualche anno fa. Ricordo la prima polemica fatta in Toscana nel 2018. Credo che su questo, come sempre, a ogni problema si può trovare una soluzione. Credo che noi abbiamo una leadership internazionale riconosciuta sul fronte della chimica verde. Lo dico a ogni convegno, oggi non lo dirò, che l'unico impianto, no, lo dico anche oggi, che l'unico impianto che è in grado di produrre il butandiolo da fonte rinnovabile è al mondo, è in questa regione, è ad Adria. Nel resto del mondo si fa da petrolio, qui si fa dagli scarti agricoli. Allora noi abbiamo una leadership internazionale sulla filiera della chimica verde, che permette, tra le varie cose, di produrre anche le plastiche compostabili. Io credo che su questo si sia innescato una parte del dibattito sia assolutamente perversa, perché si è detto che l'aumento delle plastiche compostabili rischia di compromettere i processi industriali degli impianti che trattano la forza e tutti i flussi che possono essere compostati o digeriti anaerobicamente. Io credo che sotto questo punto di vista sia un dibattito che vada rasserenato, perché è chiaro che i film di plastica compostabile si degradano molto più velocemente degli imballaggi in plastica compostabile più spessa, più rigida. Non tutti i manufatti vanno realizzati in plastica compostabile. Fare una bottiglia di plastica in plastica compostabile è una cosa sostanzialmente inutile. Le plastiche compostabili vanno utilizzate per, a servizio delle filiere che poi devono produrre del compost. Lasciando perdere il caso estremo su cui ho già detto della bottiglia fatta in plastica compostabile, se c'è un manufatto che sta sulla tavola dove si mangia, che è fatto in plastica compostabile più spessa e che quindi si composta inevitabilmente in tempi più lunghi rispetto a un film di plastica di un sacchetto della differenziata o a uno shopper, un sacchetto per l'asporto merci, io credo che non sia difficile prevedere all'interno dell'impianto una vagliatura finale per prendere quello che non è stato compostato e rimetterlo in testa. Io credo che a livello processistico negli impianti questo è un problema che si può tranquillamente risolvere per rimettere in testa quello che inevitabilmente, visto il suo spessore, non si è riuscito a compostare rispetto a tutto quello che ovviamente è più semplice da compostare. Ecco, su questo credo che sia importante ricordare che dietro la critica dietro al problema inevitabile che si può risolvere con un layout leggermente diverso dell'impianto, noi non dobbiamo alimentare, flussi alternativi al compostaggio, perché c'è anche questo, cioè chi sta contestando, e ci sono alcune aree del paese dove ci sono degli hotspot
di contestazione sulle plastiche compostabili, dietro diciamo, sono alimentate, come dire, da filiere impiantistiche altre rispetto al compostaggio. E credo che sia importante, è stato detto anche stamattina, che insomma per gli impianti già attrezzati il problema è risolto, per gli impianti che hanno un oggettivo problema a garantire il compostaggio delle plastiche più spesse si possono prevedere dei piccoli accorgimenti impiantistici per permettere di completare con un ciclo ulteriore a quello che non si è compostato, di farlo con un secondo giro. E chiudo questa parentesi. Le ultime due cose dico e così chiudo, perché così non mi guardi più male, Giulia. La penultima questione, la nuova impiantistica. Insomma, anche in Veneto ci saranno i progetti di impianti che saranno finanziati dal PNRR, questa è una cosa importante, quelli pubblici, vedremo anche insomma quelli privati. È molto importante ovviamente anche qui cesellare il sistema impiantistico della regione, fondamentale spingere sulla produzione di biometano, è interessante anche la spinta sull'idrogeno, su cui però c'è da fare solo una sottolineatura, è fondamentale produrre idrogeno pensando già all'uso dell'idrogeno, perché ovviamente la produzione dell'idrogeno non si fa, come dire, non è a saldo zero sotto il punto di vista energetico, è fondamentale ragionare sulla produzione dell'idrogeno, non dice ok, produco idrogeno e poi troverò il modo per venderlo, bisogna già pensare, per chi lo sta facendo, a qual è l'utilizzo, perché poi l'idrogeno per alcune applicazioni sarà fondamentale. Noi non crediamo all'idrogeno per la trazione, perché insomma si può andare tranquillamente con la trazione elettrica, però ad esempio alcuni impianti industriali che sono difficilmente decarbonizzabili, su quello la produzione di idrogeno sarà assolutamente fondamentale. Quindi bene il biometano, bene l'idrogeno, ovviamente tutta la filiera del recupero di quello che è possibile recuperare dalle terre da spazzamento, il lavoro che bisognerà fare anche in termini di prevenzione, i centri di riuso, le piattaforme per il riutilizzo. Aggiungo una cosa, che parte dal lavoro che fa chi opera nella filiera dei rifiuti urbani, ma che ovviamente poi va a insistere sul tessuto produttivo che non gestisce direttamente i rifiuti urbani. Sarà fondamentale attrezzare sotto il punto di vista impiantistico il paese per recuperare le terre rare dai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo è fondamentale perché insomma abbiamo tante terre rare, siamo circondati da terre rare e noi dobbiamo recuperarle. Queste cose si fanno partendo dalla tecnologia che dismettiamo, si dovrà fare in impianti industriali realizzati appositamente, e ce n'è un gran bisogno, visto che si dice sempre che il 60% delle terre rare hanno a che fare con la Cina. Noi dobbiamo liberarci da tutte le dipendenze, da quelle del gas russo, da quelle del gas algerino, libico, del Qatar, dell'Azerbaigian, degli Stati Uniti, del Canada, dell'Egitto. Però dobbiamo anche evitare, diciamo, di andare incontro a nuove dipendenze. Quella delle terre rare è un problema oggettivo. Allora organizziamoci in Italia, e il Veneto deve dare il suo contributo per realizzare impiantistica industriale, per recuperare con i processi chimici che sono disponibili le terre rare che sono dentro alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che vengono dismesse e che poi vengono raccolte in modo differenziato anche dal settore pubblico. Chiudo sulla spinta civica di cui parla Gigi nel suo documento. Ecco, credo che questi 2 giorni, e ritorno da dove ero partito, il lavoro che abbiamo fatto con Regione, con ARPAV, con i comuni, con i consigli di bacino, con le società pubbliche e private che si occupano di economia circolare in questa regione, io credo che sia un lavoro molto faticoso, ma un lavoro straordinariamente importante, perché ovviamente parlare con tutti questi soggetti che ognuno ha le proprie, come dire, alle proprie istanze, ha le proprie ragioni che non sempre coincidono
Ma noi, diciamo, il nostro lavoro di elettricisti, perché ci piace fare anche gli elettricisti e mettere insieme tutti i fili per far diciamo, o degli idraulici, mettendo insieme i tubi, credo che sia un lavoro importante. Ci siamo spesi, ci stiamo spendendo e lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo in tutta Italia, e il lavoro che è stato fatto in Veneto, e chiudo con i ringraziamenti alle Legambiente Veneto, è molto importante, perché insomma ci stiamo spendendo per fare in modo che questa area del paese consolidi quei primati che ha già raggiunto, perché noi dobbiamo insegnare agli altri. Questo è un territorio che può insegnare agli altri, ma non solo al centro-sud del paese, ripeto, a quelli che stanno a nord del Veneto, e insomma noi ci teniamo molto, perché critichiamo quando c'è da criticare, ma ci piace tanto anche costruire. E visto che c'è da costruire un nuovo paese in un scenario mondiale in cui c'è bisogno di grande indipendenza sotto tutti i punti di vista, energetica e di materie prime, io credo che questo laboratorio, a cui diamo un contributo 365 giorni, sia un laboratorio molto importante, non solo per l'Italia ma anche per insomma, il resto dell'Europa, e continuiamo a lavorare continuiamo a lavorare continuamente con grande fatica, con grande passione, perché insomma da qui può partire una nuova rivoluzione circolare e anche energetica, perché bisogna fare gli impianti delle rinnovabili anche qua, a partire dagli impianti eolici anche sulla costa, ma ne parleremo in un'altra occasione, perché questo territorio deve dare il suo contributo anche per decarbonizzare il sistema elettrico, ma ne parliamo in un'altra occasione, ma anche qua vanno fatti quegli impianti. Ma insomma, iniziamo dall'economia circolare e poi passeremo anche alla rivoluzione energetica del Veneto. Grazie. Una rivoluzione per volta, adesso vediamo quello che possiamo fare. Grazie, il Presidente ha mantenuto abbastanza la promessa, quindi noi ci fermiamo qua con la prima sessione dei lavori e ci ritroviamo alle 14 per la seconda parte della giornata dedicata proprio ai consigli di bacino. 14:15 mi indicano. Va bene, ok, grazie, alla prossima.